Buongiorno, sono le 12 in punto di questo martedì 19 aprile, ben ritrovati insieme in diretta con tanti collegamenti e tanti aggiornamenti di cronaca, perché questo ponte pasquale purtroppo è stato contrassegnato da diverse tragedie lungo le strade del Veneto. Ve ne daremo conto nel corso di questa diretta. Un ponte pasquale che è stato caratterizzato dall'afflusso di turisti, molti anche gli stranieri che sono tornati nelle nostre città, sulle spiagge del litorale veneto, città d'arte prese letteralmente d'assalto. È stato un ponte pasquale vissuto anche in montagna. Allora iniziamo da qui con la Presidente nazionale di ANEF, Valeria Ghezzi. Buongiorno Presidente. Non abbiamo ancora la Presidente ANEF per capire come è andata questa stagione, fare anche un bilancio della stagione invernale sulle montagne, una stagione invernale che è stata però in qualche modo penalizzata dall'assenza della neve, una neve che è arrivata in ritardo ma non a sufficienza, una beffa rispetto alla stagione scorsa, all'inverno scorso, con una stagione mai partita a causa delle restrizioni legate al Covid. E allora andiamo con gli aggiornamenti di cronaca in attesa che la Presidente Ghezzi si colleghi, e partiamo proprio con la cronaca e con gli incidenti che si sono registrati in questi 2 giorni di ponte pasquale sulle strade del Veneto. Iniziamo con la tragedia che si è consumata nel Vicentino, con un 23enne di Borso del Grappa trevigiano che è morto a Pasquetta precipitando da una scarpata a bordo della sua auto. Un tragico volo di 400 metri e il pick-up ormai accartocciato su se stesso, visto e recuperato poco prima dell'alba. Non c'è stato scampo per Mattia Citton, 23enne di Borso del Grappa, ultima vittima in ordine di tempo della drammatica Pasquetta sulle strade. L'incidente è avvenuto nella zona di Solagna, lungo la strada panoramica delle Penise che porta a Colmoschin. Alla guida del mezzo, in prossimità del rifugio Alpe Madre, il 23enne ha perso improvvisamente il controllo, forse una distrazione o un colpo di sonno, e il pick-up è precipitato per la scarpata carambolando più volte fino a fermarsi. A notare la vettura e il corpo, diverse ore dopo, un passante che ha lanciato l'allarme. Sul posto il soccorso alpino, i vigili del fuoco, i carabinieri e il SUEM. La tragica scena è apparsa subito chiara ai loro occhi. Il mezzo distrutto e poco distante il corpo ormai senza vita di Mattia Citton, sbalzato fuori dall'abitacolo nel tremendo impatto. Impossibile fare qualcosa per lui se non constatarne il decesso. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre la vittima è stata trasportata dai vigili del fuoco e una squadra del soccorso alpino per circa 300 metri più a valle, fino alla strada. Le operazioni sono terminate poco prima delle 8. E soltanto qualche ora prima di questo drammatico incidente un altro sinistro mortale, questa volta a Codognè, siamo nel Trevigiano, a perdere la vita un 63enne. L'auto che procede regolarmente lungo la strada e poi improvvisamente scarta e invade la corsia opposta proprio mentre sopraggiunge un'altra vettura. Impossibile evitare l'impatto per la Peugeot 208 che ieri sera, poco prima delle 20, stava percorrendo la Cadore Mare a Cimavilla di Codognè. Alla guida un 64enne di Vittorio Veneto, al suo fianco una 65enne sempre di Vittorio. Nell'altro mezzo, la Fiat Punto che ha invaso la corsia, c'era Cristina Faraon, 63enne di Tarso ma residente a Collumberto. È stata quest'ultima ad avere la peggio. Sull'asfalto non ci sarebbero segni di frenata, schianto frontale senza scampo per la donna. Subito è scattato l'allarme da parte degli altri automobilisti, testimoni del dramma. Vigili del fuoco, carabinieri, SUEM, la coppia di Vittorio Veneto trasportata d'urgenza negli ospedali di Treviso e Conegliano. Il 64enne in particolare versa in gravi condizioni in terapia intensiva, la prognosi è riservata. Inevitabili, nelle ore successive, i disagi al traffico in un'arteria stradale percorsa da molte vetture, soprattutto in un giorno di festa. E saranno celebrati giovedì alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria di Campagna di Cessalto. Restiamo dunque in provincia di Treviso, i funerali di Samantha Renon, la sedicenne, la vedete nella foto, che ha perso la vita giovedì scorso intorno alle 13:30 in un drammatico incidente a Salgareda. La ragazza era in sella alla sua moto 125 quando si è scontrata contro un'auto condotta da un 35enne
22enne che stava svoltando a sinistra dalla ricostruzione. L'auto avrebbe dunque tagliato la strada a Samantha, l'impatto era stato violentissimo e la giovane è morta praticamente sul colpo. Giovedì dunque alle 15:30 l'ultimo saluto alla giovane. E purtroppo un'altra giovanissima vittima della strada, un 19enne vicentino morto in un incidente stradale avvenuto questa notte nel Veronese. Era alla guida della sua auto che per cause che sono ora in corso di accertamento da parte della polizia stradale è uscita di strada e dopo aver sfondato la recinzione di un'azienda ha finito la sua corsa contro un albero. Lo schianto è stato fatale al ragazzo che è rimasto ucciso sul colpo. Inutili i soccorsi tempestivi dei medici del 118 intervenuti insieme ai vigili del fuoco. Poco prima un 22enne era morto in un altro incidente stradale, ancora una volta sulle strade del Veronese. Sono 4 ragazzi ad essere rimasti coinvolti e essere rimasti feriti in un incidente accaduto nella notte a Jesolo. Sono intervenuti oltre ai sanitari del SUEM anche i vigili del fuoco. 4 ragazzi di 20 anni sono rimasti feriti la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto in via Adriatico a Jesolo. Era circa l'1 quando i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto all'altezza della rotonda, dove l'auto con i 4 ragazzi a bordo è finita rovesciata nel fossato. I pompieri, giunti dal distaccamento locale, hanno messo in sicurezza il mezzo e con l'utilizzo di cesoie, divaricatori e martinetti idraulici sono riusciti ad estrarre i 4 che poi sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM. Giunto sul posto con più ambulanze. Hanno stabilizzato i ragazzi per poi trasferirli all'ospedale. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 3 del mattino con la rimozione dell'auto da parte del soccorso stradale. Lasciamo adesso per un attimo la cronaca, torneremo con tutte le altre notizie tra poco. Abbiamo in collegamento, l'aveva annunciato in apertura, la Presidente nazionale di ANEF, Valeria Ghezzi. Buongiorno Presidente, ben ritrovata. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora Presidente, io ho parlato di un ponte pasquale che ha visto il ritorno insomma, del turismo anche estero, ma il turismo di prossimità, città d'arte prese d'assalto, anche le spiagge grazie alle belle giornate che sono state vissute a pieno. In montagna com'è andata? Che bilancio intanto per questo ponte pasquale possiamo fare? Poi vediamo di fare anche un'analisi un po' più generale della stagione. Allora mi sembra che per chi era ancora aperto, perché tanti colleghi avevano già chiuso, il ponte pasquale sia andato decisamente bene. È stata una bella occasione di tempo bello e anche la montagna è stata frequentata e con ottimi risultati. Abbiamo, diciamo, il ponte pasquale non fa certamente la stagione, ma è un ottimo segnale per andare avanti, ecco. Mi ha colpito il fatto che le sue primissime parole, quando ha detto per quelli che sono ancora aperti. Perché? Perché la mancanza della neve, cioè la mancanza di una neve abbondante, ha spinto qualcuno ad anticipare la chiusura? No, non si tratta di chiusura anticipata. Quando la Pasqua è così alta e arriva il 17 di aprile, tanti chiudono prima, tanti alberghi chiudono prima e se gli alberghi sono chiusi e mancano i clienti, tante volte chiudono anche gli impianti. Questo succede per esempio su Sellaronda, non tutti hanno chiuso, ma Sellaronda come giro ha chiuso il 10, ecco, per dare un'idea. Per cui anche a Cortina, dove pure il paese mi sembra fosse veramente pieno, in realtà però non tutti gli impianti erano aperti, ma è normale che sia così, non è dovuto né al Covid né alla mancanza di neve, ecco. Che stagione è stata questa, che doveva essere la stagione della ripresa, della ripartenza dopo un inverno, quello scorso, fermo a causa delle restrizioni dovute al Covid? È stata una ripartenza al 100% o a marce ridotte? No, è stata intanto una ripartenza, è stato
tornare con gli sci ai piedi sulla neve, quindi io credo che questa sia già la cosa più importante. Dopo alcune difficoltà ce le potevamo immaginare, ce le immaginavamo, dalle quarantene a timore che la gente poteva avere a uscire di casa, quindi chiaramente partivamo già pensando a un risultato che non potesse essere quello degli anni normali, e devo dire che in linea generale rispetto alle nostre previsioni che andavano già a ribasso, forse avremmo fatto la firma per una stagione così prevista ad ottobre, quindi è stata veramente un risultato che possiamo dire positivo, buono, si è visto, ma si è visto anche con questo ponte pasquale, che c'è la voglia di sciare, che c'è la voglia di andare in montagna, che c'è la voglia di stare fuori casa, e io credo che questa sia forse la cosa in assoluto più importante. Poi chiaramente le quarantene, le famiglie intere bloccate, la gente che non aveva il coraggio di prenotare un'intera settimana, il problema degli stranieri. Problemi ce ne sono stati tanti, la neve che manca, diciamo che è stato un problema, ma forse un problema a cui siamo abituati a far fronte anno dopo anno. Ogni tanto capita un anno così senza neve. Se fosse capitato l'anno scorso e quest'anno tutta la neve che c'era l'anno scorso, eravamo tutti più felici, ma non possiamo certo lamentarci. La neve l'abbiamo fatta e la sciabilità è stata ottima fino all'ultimo giorno. Lei ha detto naturalmente questo ponte pasquale non poteva farci recuperare insomma quanto perso, e comunque già alla vigilia si sapeva, si partiva con la consapevolezza che non si poteva davvero coprire quanto perso con lo stop dell'anno scorso, però tutto sommato è un bilancio che vi soddisfa arrivati alla fine di aprile? No, direi assolutamente di sì. Allora, lo scorso anno non si recupera né tutto, nemmeno in parte. Lo scorso anno è andato perso, proprio punto. Non vorrei che qualcuno pensasse che in quest'anno abbiamo fatto meglio di quanto ci potessimo aspettare. Eravamo tutti partiti con l'aspettativa di fare un meno 20, un meno 30%, e invece diciamo che stiamo tra un meno 5 e un meno 15. Tutte le località di prossimità vicino alle grandi città sono andate meglio, tutte località invece che lavorano più che altro sulle settimane bianche hanno avuto carenze un po' maggiori. Tuttavia questo non toglie che il risultato sia stato nel complesso, diciamo, più che soddisfacente. Diciamo che quest'anno poi ci si è messo anche gli aumenti delle varie materie prime, che sicuramente, lei diceva, la neve l'abbiamo fatta arrivare, l'abbiamo prodotta, però sappiamo che questo richiede non poche spese. Allora, questo è diciamo un altro problema, per cui sì, abbiamo un calo di fatturato che è forse minore del previsto, ma purtroppo abbiamo, e da novembre, non dal momento in cui è scoppiata la guerra, un aumento dei costi che è stato veramente spaventoso. Oggi la guerra non fa che aggravare il quadro, anche in vista dei lavori estivi che noi dobbiamo fare, delle manutenzioni in vista della prossima stagione, e possiamo solo sperare che questa guerra finisca. L'aumento dei costi sommato al minor ricavo chiaramente fa sì che la situazione non sia brillante. Tuttavia, quello che volevo dire io prima come messaggio, abbiamo visto che la gente ha voglia di venire a sciare, che se ci sono le condizioni la gente c'è, con tanti soldi in tasca, con pochi soldi in tasca. Noi per questo momento non abbiamo visto il problema che magari ci potrà essere per la prossima stagione, del fatto che la gente ha meno soldi in tasca. Non dubitiamo che potremo averlo questo problema, però questa stagione perlomeno non l'abbiamo visto, e questo direi che sull'attrattiva dello sci e della montagna è molto importante.
Anche perché dopo 2 anni di chiusure, dopo una stagione che è andata persa, immaginiamo quanto la voglia, per chi è appassionato di montagna e di sci, quanta voglia ci fosse di tornare all'aria aperta, anche perché poi ricordiamo che è uno sport all'aria aperta, è un'attività all'aria aperta, e quindi che si propone con questo obiettivo per gli appassionati. Lei ha parlato di minori ricavi e aumento invece delle spese. Riusciamo a quantificare questo, Presidente? Allora, in linea di massima diciamo che le presenze sono calate di un 25-30%, dovute in grandissima parte alla mancanza degli stranieri. Gli ricavi sono calati di una cifra tra il 5 e il 15%, ci sono addirittura località che sono andate meglio degli anni passati, e sto pensando all'Appennino e alle Prealpi, perché sono le località cosiddette di prossimità. I costi, per il momento possiamo dire che l'incidenza maggiore è stata quella dell'energia, ma per chi fa lavori quest'estate, per chi fa non solo gli impianti nuovi ma anche le manutenzioni straordinarie, abbiamo in vista aumenti di costi molto molto pesanti. Il gasolio è aumentato, l'energia è aumentata, i prodotti energetici sono ormai praticamente fuori controllo, e questo ci preoccupa molto in vista della prossima stagione. Sì, perché poi bisogna fare i conti anche proprio con quello che si ha a disposizione, nel senso che la voglia c'è sicuramente, però in prospettiva dell'anno prossimo diciamo che questa tensione internazionale non ci voleva dopo la pandemia, probabilmente bisognerà posticipare ulteriormente l'anno della ripresa vera e propria per il settore del turismo in generale. Ma sì, devo dire, anche ascoltando per quello che riguarda tutti gli altri settori, mi sembra che il Ponte Pasquale abbia denotato un bel segnale di ripresa. Vedremo un attimino come va l'estate. Certo, oggi pensare al destino del turismo con la situazione internazionale che c'è mi sembra molto molto difficile, insomma. Stiamo più o meno lanciando una monetina, speriamo veramente, prima di tutto per l'Ucraina, ma anche per l'economia di tutta l'Europa, che le cose vadano meglio, perché i problemi che io vi ho prospettato come problemi italiani in realtà sono problemi che condividiamo con la Svizzera, l'Austria, la Francia e con il resto delle Alpi europee. Diciamo che qui più che parlare di ristori è necessario mettere in piedi degli interventi strutturali per intervenire proprio su questi rincari di cui lei ha parlato. Sì, si tratta di interventi che non devono essere mirati soltanto al nostro settore, ma che devono essere mirati su tutto quello che è il comparto economico. Però alla fine penso anche sulle famiglie, perché se le famiglie hanno le bollette raddoppiate fanno fatica a trovare i soldi per lo ski pass, ecco. La passione non basta in questo senso, purtroppo. No, la passione è indispensabile, ma quello abbiamo visto che c'è. Adesso serve che la gente abbia anche quel potere d'acquisto indispensabile per venire a fare una qualsiasi attività legata al tempo libero. E sappiamo benissimo che il tempo libero, se proprio devi tagliare, rischia di essere la prima cosa che tagli, e su questo dovremo stare molto molto attenti. Lei parlava di interventi che andranno fatti una volta finita la stagione, in preparazione della prossima stagione. Sono interventi, immaginiamo, lo chiedo da non addetta ai lavori, che non possono essere rinviati, e quindi sarà necessario in qualche modo tagliare da qualche parte per appunto mettere in piedi questi interventi necessari a riaprire puntuali il prossimo inverno. Ma allora, sono interventi che vanno a tagliare, che non possono essere tagliati in nessun modo, non possono essere rimandati, perché sono di solito revisioni legate, manutenzioni legate alla sicurezza.
Tagliare da altre parti solitamente non è proprio facilissimo, perché agli impianti non si fanno i fiori, si fa quello che serve, e quindi questo è un po' il motivo della nostra preoccupazione, perché sappiamo che dovremo far fronte a impegni importanti e le risorse rischiano di non esserci tutte o di quantomeno mancare per alcuni capitoli, ma sappiamo anche che se questi interventi non vengono fatti gli impianti non si aprono. Diciamo che è se ci si trova di fronte a una scelta complicata, però bisogna farla, anche perché poi l'incertezza è quella proprio di che cosa accadrà una volta che gli impianti riapriranno, se l'arrivo delle persone sarà sufficiente a colmare le spese sostenute nella stagione estiva. Questo purtroppo è il nostro dubbio da sempre. Noi lavoriamo prima per incassare dopo, e quindi possiamo solo auspicarci che tutto funzioni al meglio e che tutte queste tensioni internazionali in qualche modo si risolvano. Quest'anno devo dire che alla mancanza degli stranieri, che ha superato il 70%, in piccola parte gli italiani hanno sopperito. Ci sono stati più italiani e questo ci ha fatto molto piacere, perché anche per noi è molto importante che gli italiani riscoprano la montagna. Certo, prima la pandemia, poi la guerra, insomma, i ritmi a cui eravamo abituati erano altri, la prevedibilità del nostro lavoro, con l'incertezza della neve, con il fatto di star sempre sotto al tempo e tutto quanto, però ecco, diciamo che queste incertezze ci sembravano rose e fiori confronto a quelle che abbiamo oggi. Purtroppo è così. Io la ringrazio davvero tantissimo, Presidente, perché era importante fare aprire questa finestra sul mondo dello sci, del turismo, degli impianti invernali, e ci auguriamo davvero che la guerra finisca per tantissimi punti di vista, a partire naturalmente dal punto di vista umanitario, ma anche poi per le ripercussioni che si hanno a livello economico. L'importante, un dato importante c'è: le persone hanno voglia di sciare, hanno voglia di vivere le bellezze delle nostre montagne, quindi questo è già un buon punto di partenza. Grazie davvero a Valeria Ghezzi, Presidente nazionale ANEF, e buon lavoro, grazie davvero. Grazie a voi, arrivederci. Arrivederci Presidente, noi ci fermiamo per la pubblicità e poi torniamo con altri aggiornamenti e altri collegamenti. A tra poco. Rieccoci in diretta. Abbiamo parlato in apertura dell'assalto alle città d'arte per questo Ponte Pasquale. Abbiamo fatto un focus sulla montagna proprio per la Pasqua e la Pasquetta, e tra le città d'arte prese d'assalto c'è sicuramente in primis Venezia, al punto che si torna a parlare della possibilità di accogliere i turisti, i visitatori in città, in centro storico, su prenotazione. Il pinnone di Pasqua a Venezia è abbondantemente annunciato, e così, per le conseguenze in termini di disagi sia per i residenti che per i turisti, ha posto nuovamente l'annosa questione di far arrivare la gente in città soltanto su prenotazione. Le persone arrivate nel fine settimana sono state davvero molte, troppe addirittura, con il fiume di oltre 120.000 persone nella sola giornata di sabato, cioè nella previgilia pasquale. In Piazzale Roma parcheggi esauriti, lunghe code di auto in sosta in attesa di trovare uno stallo che non si trovava, code risse pure agli imbarcaderi dei vaporetti con ACTV che registrava attese anche di un'ora e mezza per prendere un ferribotto o un mezzo. Tutto questo nonostante la presenza di cartelli, segnalazioni e operatori. Situazione da delirio, aveva detto il comandante dei vigili Marco Agostini, e così il principale punto di arrivo, Piazzale Roma, si era intasato creando code che si sono spinte lungo tutto il Ponte della Libertà. Situazione fotocopia anche per la domenica di Pasqua. Alle 11 tutti i parcheggi erano esauriti, compresi quelli del Tronchetto, e i punti nevralgici della città erano gremiti di turisti. Assalto che continua anche per la Biennale d'Arte, che apre proprio oggi i battenti. Buongiorno Lorenzo Maier.
Buongiorno Francesca, a te e ai nostri telespettatori. E allora un appuntamento importante a Venezia e naturalmente che questo è un buon obiettivo per chi sta arrivando in città e quindi immaginiamo che l'afflusso di persone continui in laguna. Certamente Francesca, ci troviamo proprio qui ai Giardini, di fronte all'ingresso principale della Biennale che, come dicevi giustamente tu, da studio è aperto questa mattina alle 10 per la vernice e per la stampa. Sono numeri davvero importanti, 2.500 accreditati in questi primi 4 giorni di vernice e dei quali, pensate, 1.500 da paesi esteri, e questo è importante, fondamentale e tangibile qui nel dialone principale dei Giardini, perché davvero oltre all'italiano chiaramente si sentono parlare moltissime lingue, inglese, francese, spagnolo, tedesco, ne indichiamo solo alcune, e quindi Venezia si ritrova ancora una volta ad essere tornata capitale della cultura, capitale dell'incontro tra le persone. A questo hanno fatto riferimento giustamente anche il presidente della Biennale Roberto Cicutto e la direttrice della mostra Cecilia Alemani, che ha curato davvero una mostra sontuosa dopo 3 anni di attesa, perché ricorderete che questa Biennale d'arte era slittata di 1 anno già all'inizio della pandemia. 90 padiglioni, 30 qui ai Giardini, altrettanti all'Arsenale, alle Scorderie e 30 sparsi in giro per la città. 235 artisti, davvero una mostra internazionale, una mostra che ha a cuore l'Ucraina e la Russia. La Biennale per questo motivo ha voluto inaugurare, oltre al padiglione ufficiale dell'Ucraina, anche uno spazio che si chiama Piazza Ucraina, che vede delle foto esposte di artisti ucraini, perché Venezia in questi giorni vuole essere luogo di incontro, di incontro e speriamo di pace. Dunque ed era inevitabile che la guerra in Ucraina non entrasse, insomma ci aspettavamo che ci fosse spazio anche da questo punto di vista per riflettere su quello che sta accadendo. Ti chiedo se c'è anche qualche altra curiosità che ci puoi svelare senza fare troppe anticipazioni per non togliere la sorpresa a chi deciderà di visitare la Biennale d'Arte. Sì, allora intanto il padiglione russo, che è chiuso, ma è stato uno degli argomenti qui nell'incontro di questa mattina. Il Presidente Cicutto ha voluto ribadire che la Biennale è la casa di tutti gli artisti e che non è stata una scelta della Biennale quella di chiudere il padiglione, ma è stata una decisione presa dagli stessi artisti russi e poi comunicata dal commissario. Poi ci sarà il padiglione Italia venerdì, che verrà inaugurato alla presenza del ministro Franceschini nel pomeriggio. C'è un'artista veneziana, Chiara Enzo, che espone qui, l'unica artista veneziana ad esporre qui nel padiglione principale della Biennale ai Giardini. C'è un grandissimo elefante e c'è una mostra che è una mostra ecologica, è un green, perché ci sono proprio dei sistemi particolari per la raccolta dei rifiuti, proprio perché si vuole dare un messaggio di sostenibilità anche all'abbattimento dell'inquinamento e alla riduzione di CO2 nell'aria. Gli spunti sono davvero tantissimi, ci sarà tempo, lo ricordiamo a tutti, a coloro che volessero venire qui a Venezia, perché la mostra, che verrà inaugurata sabato, dopo questi primi 4 giorni di anteprima, sarà poi aperta tutti i giorni fino a novembre, quindi ci sarà spazio e tempo per tutti per venire a visitare in ambienti anche aperti, appunto come i Giardini. E la cosa importante è anche questi protocolli che sono stati messi in atto quest'anno. Ovviamente le restrizioni si sono di molto allentate, ma ci sono comunque delle precauzioni da mantenere. All'interno dei padiglioni chiusi va indossata la mascherina, mentre all'esterno, all'aperto, non è necessaria, non è obbligatoria. Anche questa è un po' una novità di questo protocollo misto che per questa mostra tra l'esterno e l'interno, e c'è il titolo Il latte dei sogni, che evoca una fiaba, ed è proprio un invito a venire a scoprire questa mostra che, come ha detto la direttrice, ma
ve lo faremo sentire questa sera nei nostri telegiornali, vuole celebrare la vita umana, ma anche una vita espansa a tutte le creature dell'universo. Dunque sono tantissimi messaggi che arriveranno dalla Biennale d'Arte. Lorenzo, io ti faccio un'ultimissima domanda legandomi al servizio che abbiamo fatto vedere in precedenza, questa ipotesi alla luce dell'assalto che c'è stato in questo ponte pasquale a Venezia, l'ipotesi che si ripropone, ovvero quella di far entrare i visitatori, i turisti su prenotazione. Tu, veneziano doc, che conosci, che hai anche il polso della situazione tra i commercianti, gli esercenti, gli albergatori, come potrebbe essere ricevuta questa proposta? Potrebbe accogliere il consenso proprio di quello che è tutto il mondo economico della città, o qualcuno potrebbe fare qualche obiezione? Beh, diciamo che da tempo fa discutere questa ipotesi, solleva vari commenti. Per quanto riguarda questi giorni, diciamo che gli operatori economici ovviamente sono stati entusiasti, insomma è una boccata d'ossigeno che un po' tutti si aspettavano. C'è da mettere sicuramente in conto anche molti disagi, come è stato documentato nel servizio in precedenza che ho potuto sentire qui, perché chiaramente i vaporetti si sono presentati, anche oggi erano stracolmi anche per questo discorso della Venezia. Va ricordato però, Francesca, che l'ingresso su prenotazione, qualora venisse attuato, non sarebbe un ingresso su prenotazione per tutto l'anno, ma sarebbe in determinati periodi dell'anno, in determinate giornate. Ecco. Solleva un po' la discussione sul fatto che sull'impedimento fisico dei tornelli, che non sono visti di buon occhio, per esempio anche dagli albergatori che dicono va bene un ingresso contingentato, misurato, soprattutto ovviamente per coloro che non dormono, perché questi sistemi di contingentamento, lo ricordiamo, non riguarderebbero né ovviamente i residenti, né coloro che vengono a Venezia per motivi di lavoro e di studio, e neanche coloro che si fermano più giorni in città. Ma per quanto riguarda il turismo giornaliero, vanno bene un controllo, un monitoraggio, però c'è chi chiede che si usino piuttosto che dei tornelli fisici, che darebbero forse un'immagine un po' brutta della città, anche tutti questi sistemi di monitoraggio, di controllo attraverso informatizzazione, attraverso la moderna tecnologia, che darebbe un impatto anche visivo meno impattante, appunto. Grazie davvero Lorenzo, e naturalmente buon lavoro. Questa sera vedremo tutto il tuo servizio per questa inaugurazione della Biennale d'Arte. Grazie a Lorenzo Maier e buon lavoro. A voi. E adesso continuiamo in qualche modo a parlare delle ripercussioni della guerra in Ucraina dai due punti di vista. L'accoglienza dei rifugiati che stanno arrivando ormai dal 23 febbraio in Italia e in Veneto, e dall'altra le ripercussioni dal punto di vista economico della guerra. E lo facciamo con lo sguardo delle scuole materne soprattutto, della FISM del Veneto, per capire proprio in che modo si stanno accogliendo i piccoli bimbi ucraini che stanno arrivando nel nostro paese. Lo facciamo insieme al presidente della FISM, Stefano Cecchin. Buongiorno, ben ritrovato Presidente. Buongiorno, grazie per l'invito. Noi sappiamo come la macchina della solidarietà abbia tanti volti, e tra questi volti c'è proprio quello delle scuole che hanno aperto le proprie porte ai bimbi ucraini. Abbiamo fatto diversi servizi di piccoli accolti dalle nostre scuole. In questo caso parliamo di bimbi anche molto piccoli. Avete un dato di quanti se ne sono stati accolti in queste settimane, in questi ormai 54 giorni di guerra? Sì, allora lo scoppio della guerra risale al 24/02, l'invasione dell'Ucraina da parte russa. Noi già la settimana seguente, come Federazione Italiana delle Scuole Materne del Veneto, ci siamo attivati su diversi tavoli istituzionali, regionali ma anche poi locali con i sindaci, in vista dell'accoglienza. I primi bambini li abbiamo accolti dal 10 marzo in avanti, i primi bambini che sono arrivati appunto qui in Veneto, diciamo nell'Alto Veneziano, nel Trevigiano, nell'Alto Veneziano, e poi via via
sono arrivati poi anche in provincia di Vicenza, Verona, Padova, nelle altre province. Diciamo che tutte le province venete sono state interessate dalla presenza di bambini, di profughi ucraini. Attualmente abbiamo circa 130 bambini all'interno delle scuole di infanzia paritarie del Veneto che sono associate alla FISM, ne abbiamo circa 130. Questa accoglienza a volte è temporanea, nel senso che dura pochi giorni o dura magari una settimana o 15 giorni, al massimo appunto 3 settimane. Finora abbiamo avuto 3 settimane, 4 al massimo i casi più lunghi di accoglienza. Di solito sono in transito, ecco, questi bambini con la loro mamma, perché per la maggior parte dei casi appunto sono bambini che vengono in Italia con la loro mamma, il papà è ovviamente in Ucraina a combattere, e quindi sono situazioni drammatiche. L'accoglienza che abbiamo cercato di mettere in piedi nelle scuole è un'accoglienza ovviamente che lavora sull'emergenza, ma che cerca di avere anche uno sguardo prospettico di medio e lungo termine, ahimè, nel senso che di fronte all'emergenza dei profughi che arrivavano, ovviamente le scuole associate alla FISM, sono scuole di ispirazione cristiana, ovviamente hanno dato una risposta alla richiesta di aiuto e quindi hanno deciso di accogliere, e l'hanno fatto davvero immediatamente. Laddove possiamo accogliere 50-100 bambini, non sono sicuramente dei bambini in più quelli che creeranno dei problemi proprio a livello gestionale, eccetera, nell'accoglienza. Quindi abbiamo deciso tutti di fare uno sforzo, e di questo veramente le comunità, bisogna ringraziarle, sono state eccezionali. Il periodo dell'emergenza, quindi il primo periodo e la prima accoglienza, ovviamente ha voluto la gestione non solo del profugo da un punto di vista quindi del bambino, del minore, e quindi questa accoglienza qui non solo da un punto di vista di educazione, di cura, educazione e di istruzione, sono scuole dell'infanzia, ma anche da un punto di vista sanitario. Quindi abbiamo dovuto raccordarci ovviamente su questo con le ASL per capire che cosa gli enti gestori dovevano fare sul fronte delle vaccinazioni, sul fronte della dinamica Covid e altro. E dopodiché c'è stata ovviamente l'accoglienza, come si diceva prima, quindi la cura, l'educazione e l'istruzione, e quindi siamo passati ovviamente all'aspetto pedagogico-didattico in particolare. Quindi sono stati fatti dei focus informativi e di formazione al personale, alle scuole che hanno dato la disponibilità appunto all'accoglienza, e abbiamo cercato, ecco, di essere a fianco in questo percorso che dura da pochi giorni ad alcune settimane, però stiamo ragionando ovviamente da qui fino alla fine dell'anno scolastico sul medio periodo, ma anche sul lungo periodo, perché ahimè bisognerà capire quanto durerà la guerra e in quali condizioni i profughi potranno fare ritorno nel loro paese, perché dai contatti che abbiamo con le mamme, con le famiglie che ci affidano appunto i loro bambini, il desiderio di tutti è quello di tornare il prima possibile ovviamente nel loro paese, ma questo ovviamente deve fare i conti con una situazione drammatica dove il paese, da quello che si vede, si legge e da quello che ci è dato di sapere, insomma, si trova molti paesi, molte città in situazioni appunto drammatiche, con macerie fumanti e altro. Quindi anche poi le istituzioni scolastiche in quei paesi dubitiamo possano trovarsi poi da qui a qualche settimana o qualche mese in situazioni tali per cui si possa ipotizzare un ritorno, ecco, da parte di questi bambini e delle loro famiglie. Quindi dobbiamo assolutamente avere una visione anche sul lungo periodo, quindi per il prossimo anno scolastico da settembre in avanti, posto che... Sì, prego. Chiedo scusa, andando con ordine. Diciamo che il ruolo delle scuole, degli asili, delle scuole materne della FISM è stato un ruolo ancora più delicato, se possibile, perché sono state il primo
appunto il primo, diciamo così, hub, si usa molto questo termine, d'accoglienza per quanto riguarda l'istruzione, perché se lei parla di una transizione, quindi bambini che arrivano e si fermano per poco tempo, vuol dire che il primo approccio con l'istruzione, con il mondo scolastico italiano viene dato proprio da voi, e quindi è ancora più delicata questo tipo di accoglienza, anche immaginiamo dal punto di vista psicologico. In che condizioni sono i bimbi che arrivano? In condizioni non facili, nel senso che hanno un vissuto che è drammatico alle spalle, perché sono scappati letteralmente con la mamma e con pochi parenti, e quindi c'è stata una fuga veloce, molto veloce. Sono arrivati in breve tempo appunto qui in Italia, sono entrati in contatto con le comunità immediatamente, quindi per il tramite delle prefetture oppure dei sindaci o delle comunità, quindi anche la Caritas ovviamente, oppure le comunità parrocchiali, quindi questa fuga li ha sicuramente segnati. Lo si vede dal mutismo di molti bambini che non riescono, e non è una questione solo di barriera linguistica, perché ovviamente stiamo cercando di lavorare semicomuni e assieme ai mediatori linguistici a questo riguardo, ma c'è un mutismo dei bambini anche nell'illustrare, ad esempio per il tramite di disegno o altro, quello che è il loro vissuto e quello che stanno vivendo anche in questo momento qui in Italia, che è molto pesante. Ecco, quindi c'è un tempo lento dell'accoglienza e c'è una necessità di ascoltare i bambini, mettendoli in relazione con gli altri, quindi con i bambini italiani presenti, cercare di mettere in relazione anche le famiglie. Adesso l'allentamento sul fronte del Covid permetterà probabilmente di fare questo con più efficacia rispetto a un mese fa. Cioè mettere in relazione ovviamente le mamme che sono arrivate con le altre mamme, con le famiglie dei bambini presenti. Ecco, però i bambini effettivamente hanno subito dei traumi. Il papà è rimasto lì. Alcuni di loro hanno visto anche delle violenze e hanno toccato con mano purtroppo la perdita di parenti, di persone care che sono venute a mancare per via della guerra. Il fatto che siano fuggiti a volte anche sotto le bombe, perché è capitato anche questo, ecco, tutto questo vissuto drammatico legato alla guerra e legato appunto alla violenza se lo stanno portando dietro. Ecco, ci vuole un tempo lento per dar modo a loro di elaborare i lutti nel caso in cui ci siano stati, le violenze, quello che hanno visto. Anche il fatto che in Italia e nei paesi europei ovviamente ci sia giustamente, ecco, un'attenzione molto forte da parte dei media, quindi TV in particolare, internet eccetera, che ovviamente mostrano immagini di guerra. Ecco, anche queste, se non sono state vissute nel loro paese prima di scappare, le stanno vivendo adesso per tutta una serie di ragioni. Ecco, quindi si tratta davvero di avere un'attenzione particolare per loro e di fare in modo, lentamente, senza forzare la mano, senza forzare i tempi eccetera, fare in modo che siano in grado, ecco, di esternare queste loro sensazioni e rielaborare quello che hanno vissuto e che stanno anche vivendo adesso. Questo emerge dai disegni, Presidente, immaginiamo, perché il loro modo di comunicare dei bambini è quello del disegno, e quindi emerge sotto che forme? Beh, ad esempio, quando utilizzano il colore, utilizzano colori prevalentemente scuri. Quando devono disegnare, ad esempio, la loro famiglia o i loro affetti eccetera, cercare di disegnarli eccetera, che cosa succede? Succede che appunto il papà magari viene cancellato, oppure i disegni un po' più complessi che parlano di relazioni, ecco, a livello iconografico, a livello proprio di disegni rappresentati da cerchi concentrici, ecco, questi cerchi sono interrotti oppure sono separati. È un po' difficile ovviamente, perché esperienza non ne abbiamo su questo, perché l'accoglienza che era stata fatta ai tempi di Chernobyl era un'altra accoglienza. L'accoglienza di profughi che scappano da una guerra è completamente diversa. Ecco. Quindi abbiamo dovuto davvero rivedere anche formazioni che erano formazioni universitarie, o rivedere, ecco, tutta una serie di prassi educative, alla luce del fatto che ovviamente abbiamo chiesto una mano
anche da un punto di vista formativo per educatrici, coordinatrici e docenti, appunto a formatori che hanno a che fare con la guerra e che hanno a che fare con la formazione legata a questi temi, proprio in particolare quella legata ai minori. C'è proprio questa necessità di affrontare i traumi e per quanto possibile dar continuità ai percorsi educativi di istruzione interrotti, però affrontare i traumi, rielaborare i traumi, i lutti eccetera non è sicuramente facile, non sarà facile. Stiamo cercando di farlo assieme a loro, assieme ai bambini, stiamo cercando di farlo assieme alle famiglie, però è appunto una novità e sulla quale stiamo lavorando anche parecchio, ecco. Nel lungo periodo, perché giustamente lei ha detto non possiamo ragionare nell'immediato ma guardare al prossimo anno scolastico, perché purtroppo anche se la guerra dovesse finire, ce l'auguriamo tutti in tempi brevi, poi ricostruire gran parte di quel paese richiederà molto tempo e quindi probabilmente questi bambini sono destinati a rimanere in Italia, in Veneto per gran parte dell'anno prossimo. In che modo state ragionando proprio per il prossimo anno scolastico per dare la migliore accoglienza a questi bimbi, un'accoglienza poi nel tempo prolungata? Sì, stiamo facendo un ragionamento anche di patti educativi di comunità. Anche la pausa estiva dovrà essere occasione per questi bambini di essere accolti nelle strutture, non solo quelle della FISM ma anche quelle comunali eccetera, legate ovviamente anche appunto ai centri estivi, ai GREST eccetera. Quindi i patti educativi assieme appunto ai comuni e alle realtà educative di istruzione che si occupano in particolare del segmento 0-6 anni d'età ci permetterà non solo per appunto i centri estivi, quindi nel periodo di luglio, ma non solo luglio, ma anche in prospettiva appunto anno scolastico 22-23, quindi da settembre in avanti, di fare un ragionamento appunto come si diceva prima sul lungo periodo. Sicuramente c'è bisogno di un maggiore apporto dei mediatori linguistici, è fondamentale. Quindi quello che attualmente riusciamo ad ottenere a spizzichi e bocconi per il tramite dei comuni deve essere assolutamente, e li ringraziamo per questo, per la loro attenzione ovviamente, ma deve essere qualcosa di assolutamente sistematico e garantito da settembre in avanti per questi bambini. E sicuramente anche dei percorsi di formazione e aggiornamento alla luce anche di questi mesi di accoglienza e di educazione e di istruzione appunto per i formatori, per le educatrici, le coordinatrici e le docenti. Poi servono anche risorse, perché servono risorse. Un conto è l'emergenza dove ci imbocchiamo le maniche tutti, però un conto è poi il prossimo anno scolastico c'è bisogno di avere delle risorse dedicate non solo ai mediatori linguistici ma anche ovviamente al supporto economico, al sostegno economico che questi bambini necessitano appunto anche nell'ambiente scolastico, anche nell'ambiente ovviamente della scuola dell'infanzia, la scuola materna, quindi 3-6 anni di età o nei servizi educativi alla prima infanzia, quindi 0-3 anni. Quindi sicuramente da settembre in avanti è necessario che lo Stato, il Ministero dell'Istruzione in particolare, metta e dedichi delle risorse appunto su questa linea perché è necessario che ci siano. Sono già partite le richieste in tal senso? Sì, sapendo i tempi della burocrazia come sono lenti più che altro. A livello nazionale abbiamo già chiesto su questo fronte un sostegno economico appunto per questi bambini, per queste famiglie, perché è fondamentale averlo. Ovvio che da qui a settembre mesi ce ne sono e contiamo che lo Stato recuperi o individui le risorse necessarie per dare ovviamente continuità educativa e scolastica da settembre in avanti appunto ai bambini che rimarranno qua in Italia, perché insomma se la prospettiva è quella che vediamo ogni giorno appunto in TV, che è quella di una guerra che potrà durare sine die, speriamo di no, ma se dovesse non essere sicuramente una faccenda breve, di breve durata, bisogna assolutamente attrezzarci e essere pronti per settembre. Anche perché a pesare ora
su tutte le realtà, comprese naturalmente anche le scuole, quindi i nidi, le scuole materne, ci sono i rincari. Già ne avevamo parlato, Presidente, ancora prima che il conflitto in Ucraina scoppiasse, dei rincari legati a luce, a gas. Ci sono i rincari anche delle materie prime, pensiamo al cibo che le mense degli asili preparano per i piccoli. E quindi di che aumenti parliamo e che prospettive ci sono? L'aumento medio dell'energia elettrica è di circa il 130-140%, quindi è più che raddoppiata. Siamo intorno al 90-100% di aumento medio del gas, del costo del gas. Questo significa per una scuola, diciamo, a 3 sezioni presente appunto sul territorio veneto, il dato medio di aumento è di circa, va dai 5 ai 10.000 euro a seconda della tipologia del contratto che è stato stipulato, quindi 5-10.000 euro in più, ma stiamo parlando di cifre ancora relativamente basse. Bisognerà poi capire appunto alla fine di aprile, quindi qui a maggio, con le ultime bollette, diciamo, legate alla necessità di riscaldare l'ambiente in un certo modo, eccetera, che cosa appunto sarà, che cosa comporterà questo aumento delle materie prime legate all'energia elettrica e al gas. Quindi siamo intorno ai 5-10.000 euro in più per ogni struttura, con delle punte non banali sull'Alta Veronese, l'Alto Vicentino, la zona pedemontana del Trevigiano e poi il Bellunese, perché ovviamente la necessità di riscaldare è assolutamente diversa rispetto alla pianura. Ecco, tutto questo non ci fa stare tranquilli, anche perché rischiamo, perdonatemi il termine, un termine volgare, di scassare i conti, e questo non ce lo possiamo permettere. Quindi sicuramente ci dovrà essere un aiuto che finora non c'è stato, perché non c'è stato nessun aiuto da parte dello Stato rispetto a questi rincari. Con rispetto parlando, noi accogliamo bambini in età 0-6 anni, va bene? Quindi non stiamo parlando di un carro ponte piuttosto che un'auto in un garage, stiamo parlando di bambini che devono, ed è stato necessario, che fossero accolti in un ambiente riscaldato, d'accordo? Quindi già questo, non dico doveva sicuramente far inserire da parte dello Stato le strutture socioeducative alla prima infanzia e le scuole dell'infanzia all'interno, diciamo, l'ambito scolastico, all'interno delle aziende energivore. Non dico questo, però un minimo di attenzione con risorse straordinarie ce lo siamo e ce lo saremmo aspettati tutti, cosa che non è capitata finora. Quindi c'è bisogno sicuramente di un aiuto straordinario da parte dello Stato, appunto, sui costi che abbiamo affrontato finora su questo inverno, e fare un ragionamento in prospettiva futura, perché se appunto questi rincari non dovessero scendere, e quindi si tratterà di capire come assorbirli. Non siamo in grado di farlo, bisogna essere chiari su questo. Quindi già l'estate, con la necessità alla volta di metà maggio e poi in giù fino a fine giugno, perché le scuole d'infanzia funzionano, e anche gli asili nido, fino a fine giugno, gli asili nido peraltro anche nel mese di luglio. Le scuole dell'infanzia, molte, almeno 3/4 delle scuole d'infanzia venete associate alla FISM, lavorano anche su luglio con i centri estivi, abbisognano di avere ovviamente la climatizzazione interna, perché ovviamente fuori, per carità, se c'è un giardino con alberi alto si sta anche bene, però i bambini, insomma, hanno bisogno anche di un ambiente fresco. Ecco, abbiamo sicuramente dei costi che affronteremo anche d'estate che non ci fanno dormire tranquilli, e questi si sommeranno ovviamente a quelli che abbiamo già dovuto affrontare in inverno. Quindi c'è bisogno assolutamente di risorse straordinarie. Su questo stiamo parlando ovviamente con i sindaci, con molti sindaci stiamo cercando di capire quali risorse straordinarie i vari comuni possono mettere in campo. Stiamo ragionando anche con la Regione su questo, però è ovvio che chi deve, e perché ne ha le capacità, il polmone finanziario più importante ce l'ha lo Stato. Quindi ci aspettiamo sicuramente dallo Stato uno scatto da questo punto di vista, in termini di sensibilità, attenzione e soprattutto sostegno a questo segmento d'età che è fondamentale per la crescita dei bambini, fondamentale. Lei allora
Giustamente i bambini non possono essere tenuti al freddo in inverno, al caldo in estate, non si possono spegnere le luci, non si può spegnere il gas per far loro da mangiare, non si possono offrire solo panini o piatti freddi. I comuni sappiamo le difficoltà che hanno nei loro bilanci. Lei non ha menzionato la possibilità di aumentare le rette per il prossimo anno scolastico. Cercheremo di non farlo. Ovvio che quello che si potrà fare è erodere quel poco che di patrimonio è stato accumulato finora. Tenete presente che quello che è stato accumulato dovrebbe essere speso per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. Si rompe la caldaia oppure c'è bisogno, si rompe una tubatura dell'acqua, oppure c'è un problema di impianto elettrico, oppure una normativa aggiornata, ad esempio, la metto giù così, antincendio o altro, quindi non stiamo parlando di cose banali, servono ovviamente risorse. Allora stiamo attingendo da lì ormai da 2 anni, da oltre 2 anni, perché è ormai da marzo 2020 che dal primo lockdown in avanti risorse straordinarie lo Stato ne ha messe nel 2020 ben poche, nel 2021 sempre meno, nel 2022 non le abbiamo proprio viste. Quindi qui c'è bisogno davvero di sostenere questa fascia d'età nel suo percorso di crescita integrale, educativa e di istruzione. Quindi i bambini prima di tutto, prima i bambini. Non è semplicemente il motto della FISMA, cioè dobbiamo partire da là, e dobbiamo dare continuità a un servizio di accoglienza che è fondamentale per le giovani famiglie. Avere la possibilità di affidare al mattino i propri figli, va bene, di saperli al sicuro, di saperli ovviamente educati, istruiti, accolti in forma responsabile, competente, da personale qualificato, eccetera, è fondamentale per sostenere ovviamente la possibilità di lavorare sia per le mamme e per i papà, ma soprattutto per il lavoro femminile. È fondamentale la conciliazione dei tempi di vita e quelli legati al lavoro. È fondamentale avere queste strutture, e queste strutture permettono di far crescere integralmente i bambini, va bene? Tutti gli studi dimostrano che poter educare e poter fare un percorso di prescolarizzazione e scolarizzazione precoce è fondamentale per il successo educativo, ma soprattutto di istruzione e il successo nella vita, va bene, nell'età seguente da parte appunto di questi bambini. Quindi tanto più riusciremo a sostenerli in questo percorso appunto di crescita fin da subito, fin dagli asili nido, sezioni di primavera e poi scuole dell'infanzia, va bene, tanto più riusciremo a dare un futuro alle nostre comunità, partendo proprio dai bambini, che avranno maggiori opportunità di crescita e ovviamente di formazione scolastica e così via. Immagino, Presidente, che alla luce di tutto questo degli interventi di rimessa a nuovo, di lavori, cantieri, chiamiamoli così, che magari erano in programma in alcune scuole, anche alla luce degli aumenti, ne abbiamo parlato tantissimo nei nostri telegiornali, delle materie prime, quindi dei lavori che molte imprese non riescono nemmeno a sostenere e quindi magari si posticipano poi nel tempo, dovranno essere anche in questo caso rimandati perché non si riesce a far fronte. Se si tolgono, la coperta è sempre più corta, si tolgono i soldi da una parte per mettere dall'altra, non si riesce a far fronte a tutto. Assolutamente sì, stiamo rimandando diversi lavori, non quelli legati alla sicurezza, certo, perché quelli ovviamente devono essere fatti qui ed ora, ma tutti gli altri li stiamo rimandando perché appunto da un punto di vista finanziario le spese sono state importanti appunto sul fronte delle materie prime, non solo quelle energetiche ma anche alimentari e altro, e quindi tutto questo ha inciso. E siccome la prospettiva è quella ovviamente di vedere dei costi che non si abbasseranno, almeno non la stiamo vedendo, allora preferiamo rimandare appunto questi interventi. Apro e chiudo una parentesi, tanto per far capire come stanno funzionando le cose qui in Italia. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, esclude completamente
il privato sociale, il terzo settore, va bene, dai fondi sullo 0,6, fondi per asili nido e scuole dell'infanzia, quindi educazione e scolarizzazione dell'infanzia. Noi siamo completamente esclusi, perché tutti quei fondi che sono ingentissimi, 4 miliardi e mezzo, stiamo parlando di risorse molto importanti, va bene, ci escludono perché riguardano, ad esempio, quasi esclusivamente interventi sull'edilizia scolastica, ma di proprietà di enti pubblici, cioè le possono utilizzare solo i comuni sui loro edifici di proprietà. Allora, ci devono spiegare uno dei principi cardini della Costituzione italiana, che è la sussidiarietà, che cosa ci azzecca col PNRR, che cosa devono ancora fare le scuole dell'infanzia paritarie, gli asili nido paritari, le sezioni primavera paritarie, tutto il mondo paritario in Veneto ma anche nel resto d'Italia, rispetto a delle risorse che sono essenziali e a cui noi non possiamo assolutamente accedere. Questo sta capitando in Italia e sta capitando da mesi e non c'è e non ci sarà la possibilità nei prossimi mesi di accedere a queste risorse. Quindi i primi avvisi, i primi bandi, tra l'altro sono già stati anche esperiti, i primi avvisi, non ci hanno visto coinvolti quando dovremmo assolutamente concorrere nell'offerta dei posti asili nido e dei posti nelle scuole dell'infanzia. Perché se non ci fossero queste nostre scuole, 2 bambini su 3 in Veneto non potrebbero frequentare le scuole dell'infanzia. Gli asili nido in Veneto per il 50% sono legati di nuovo alle scuole dell'infanzia paritaria e al sistema paritario. In forma sussidiaria ci siamo rimboccati le maniche e il Veneto ha deciso, le comunità, va bene, di far fronte a una necessità primaria che era quella di aiutare le famiglie nell'educazione dei figli e nella scolarizzazione dei bambini, appunto dei loro figli. Bene, tutto questo non ci viene riconosciuto. Noi non possiamo accedere a quei fondi ed è una vergogna che nel 2022 noi non si possa, come scuola dell'infanzia paritaria, asili nido paritaria, sezione primavera paritaria, tutto il sistema paritario, non profit, non facciamo profitto, non abbiamo finalità di lucro, non possiamo attingere a queste risorse, che tra l'altro sono una partita di giro, vengono pagate dalle nostre tasche, dalle tasse dei cittadini italiani, quindi anche dei genitori paritari che le pagano, e non le possono vedere utilizzate per sostenere appunto la frequenza alle scuole e agli asili nido dei propri figli. Complimenti allo Stato italiano. Scusatemi lo sfogo. Più che comprensibile. Presidente, io intanto la ringrazio tantissimo, è sempre molto importante il confronto con lei perché ci apre tanti scenari su cui riflettere. Io la ringrazio e magari torneremo ad aggiornarci alla fine dell'anno scolastico per vedere che prospettive ci sono per il prossimo anno scolastico da tutti i punti di vista che abbiamo toccato oggi insieme. Grazie davvero a Stefano Cecchin, Presidente FISM Veneto, a presto e buon lavoro. Grazie Davvero Presidente. Continuiamo sulla scia di quelle che sono le ripercussioni a livello economico del conflitto in Ucraina insieme al Presidente della Confartigianato di Castelfranco, Maurizio Cattapan. Buongiorno Presidente, ben trovato. Buongiorno a tutti i vostri telespettatori e grazie dell'invito. Grazie a lei per essere con noi. Purtroppo le conseguenze a livello economico della guerra in Ucraina si fanno sentire, ma per qualcuno è ancora presto per vedere davvero quello che saranno le conseguenze, e qualcuno dice, magari i più pessimisti, non lo so, lo sapremo, il peggio deve ancora arrivare. Le premesse non sono certo buone, vediamo un'inflazione per certi beni, pensiamo agli alimenti, ce ne siamo resi conto facendo anche la spesa per questo ponte pasquale, per queste festività pasquali, ma anche i servizi per la casa, i mobili, inflazione davvero alle stelle. Effettivamente questo è un momento veramente critico e di grande preoccupazione per le imprese e soprattutto chiaramente per noi cittadini. Questo purtroppo è vero perché questa guerra, i dati sono evidenti, cioè parliamo di aumenti in certi ambienti anche in doppia cifra, vediamo il discorso bollette, siamo sull'ordine del
27, 28%, 30%, ma come diceva anche lei, nel reparto alimentare già siamo oltre l'8%, 8-9%. Quindi diciamo che questo il futuro sicuramente non sarà di una regressione di quello che è l'inflazione. L'inflazione che il costo della vita che abbiamo qui nel nostro territorio è già sopra, diciamo, la media nazionale, almeno di un punto, qui parliamo già oltre il 6%, e quindi i dati che ci danno di stima nel prossimo venire non saranno dati sicuramente che porteranno, diciamo, una decrescita di questo, anzi proprio questa mattina avevo alcuni fornitori della mia azienda dove che prevedono che nei mesi di giugno ci saranno aumenti veramente importanti, perché di che materiali stiamo parlando, Presidente? Tanto per capire. Ecco, la mia attività è un'attività di manutenzione impianti di climatizzazione, riscaldamento e condizionamento, quindi diciamo vi sto parlando di prodotti finiti su quello che saranno materie prime come rame o come altre materie che servono, diciamo, l'attività. Prodotti finiti intendo climatizzazione, climatizzatori, cose, caldaie o quant'altro. Comunque ci sarà una ripercussione oltre alla difficoltà di consegne, perché stiamo vivendo anche questo, oltre alle consegne, ma anche la difficoltà, ecco, che ci saranno questi aumenti, quindi si innesca tutto un meccanismo anche per ottemperare e risolvere per gli artigiani, risolvere e portare a termine i contratti che hanno già ottemperato con i clienti, e questo porterà chiaramente a un'erosione del margine, e questo è inevitabile. Quindi questo veramente è un periodo che sì, non vorremmo vivere nessuno, al di là chiaramente della guerra in primis, perché questa io dico che è veramente una pazzia che purtroppo ci coinvolge tutti, anche indirettamente, ma purtroppo ci coinvolge tutti. Porterà sicuramente a una difficoltà economica, io dico, abbastanza rilevante. Ecco, questa è una difficoltà. Pensare e pensare, mi viene da dire che questo doveva essere l'anno della ripresa dopo la pandemia. I primi segnali c'erano alla fine del 2021 di una ripresa economica anche significativa, poi è arrivato il conflitto. C'erano già dei segnali, perché io ricordo già alla fine del 2021 che si parlava di rincari, di carenza di materie prime, di rincari di materie prime. C'era un allarme lanciato proprio dalle categorie economiche che probabilmente non è stato sufficientemente ascoltato, perché probabilmente si poteva un po' tamponare questa emergenza esplosa poi con la guerra. Sì, c'erano questi segnali e erano già evidenti che questi aumenti cominciavano già ad essere, però come ben dice lei, c'era una ripresa, cioè il settore economico, il settore dei lavori, tramite chiaramente anche il 110, c'erano agevolazioni fiscali e quant'altro, c'era tutta una ripresa in essere che ci prospettava, diciamo, un aumento di lavoro, c'era questo, e diciamo anche con i dati di produzione di fine anno che abbiamo avuto qui in Veneto, diciamo, erano assolutamente positivi. Io dico che che l'inflazione che sta galoppando adesso sarà la nuova pandemia, cioè l'effetto che si protrae di quello che è la pandemia. Cioè questa inflazione che io dico è un'inflazione cattiva, perché questa inflazione cattiva diciamo, fa aumentare sì le materie prime, però ha due facce la stessa moneta. Cosa vuol dire? L'inflazione cattiva comporta cosa? Comporta dei minori consumi, e minori consumi le famiglie cosa fanno? Generano un maggior risparmio, cioè la gente tende non più a investire o quant'altro, quindi il maggior risparmio nelle famiglie si creano un altro bivio, cioè dove è possibile
chiaramente aumenta la liquidità, però diciamo dove le famiglie dove ci sono difficoltà di arrivare a fine mese o quant'altro con tutti questi aumenti, si parla di default delle famiglie. Giusto per darvi un dato, non sono stati pagati rate per 1,5 miliardi di euro dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio. Quindi attenzione anche questo, che è un segnale di difficoltà delle famiglie stesse. L'altra parte, quando c'è un aumento di liquidità e che le famiglie appunto risparmiano o quant'altro, vanno a inserire su un sistema dove che attualmente con PNRR o altre cose si sta aggiungendo ancora liquidità al sistema, ma di questo si crea di per sé una speculazione. Cioè la speculazione perché è evidente che c'è una speculazione abbastanza chiara ed effettiva di quello che è i costi, che si sta tutto aumentando. Quindi questa speculazione fa effetto di aumento dei prezzi e continua il cerchio di questo veramente trend negativo di quello che è la cosa. Io dico, dobbiamo fare anche un appello ai nostri governi, all'Europa, al discorso mondiale di vigilare sul discorso di adottare misure di contrasto a quelli che possono essere ambienti speculativi. Ambienti speculativi, cioè diciamo che si vadano almeno a qualificare i player di quelli che sono nel mondo, dove non ci sia la possibilità che tutti quanti possono inserirsi in certi mercati e quindi di fare speculazioni, perché ci sono chiaramente grosse aziende a livello internazionale, multinazionali, che in questo momento sicuramente stanno facendo tanti soldi, c'è poco da fare. Quindi questo è Prego. Dal confronto che avete con le aziende del territorio della Castellana, quello che per quanto la riguarda conosce meglio, quali sono gli aspetti che più preoccupano? Ne abbiamo messi tantissimi sul piatto: l'aumento dell'energia, l'aumento del gas, il ritardo nei trasporti, l'aumento del gasolio, e quindi abbiamo parlato anche di autotrasportatori, della difficoltà degli autotrasportatori di far fronte a quelli che sono poi i contratti posti in essere con i clienti, materie prime che non arrivano, se arrivano hanno costi altissimi e quindi lavori che si è costretti a bloccare. Quali sono gli aspetti che più preoccupano, o è un quadro generale che va ad incidere poi sulla produttività? E le chiedo, aggiungo un'altra domanda: ci sono delle produzioni per quanto riguarda proprio la vostra zona, quella della Castellana, che si stanno fermando, che stanno rallentando? Dico che questa, credo che sia arrivata quasi la tempesta perfetta, come viene un attimo definita, perché appunto, come vi dicevo prima, questo è l'effetto che crea tutta questa, generato sì dalla guerra, ma credo che era in essere prima sul discorso di una speculazione spinta. La produzione qui della Castellana, non ci sono segnali di criticità importanti effettivamente di aziende che si stanno fermando o quant'altro. È chiaro che ci sono segnali di preoccupazione, di ansia, di quello per gli ordini. Ad esempio ci sono alcuni, anche nostri soci, che ne parlavo la settimana scorsa, di ordini che vengono prorogati, cioè non vengono annullati gli ordini, ma vengono prorogati. Prorogati cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una mancanza c'è un'incertezza importante, c'è una mancanza di sicurezza di quelli che sono gli sviluppi di qui a breve termine o a medio termine. Quindi purtroppo riusciamo a fare poco, noi tendiamo a subire questo tipo di situazione. E d'altra parte non ci porta chiaramente come soci, come noi imprenditori, chiaramente abbiamo attenzione per il nostro personale, che è sempre la persona che nelle nostre aziende è la cosa più importante.
però è anche vero che dobbiamo stare veramente attenti a quello che è il mercato e quali potranno essere, diciamo, le conseguenze di questa dico, speculazione che c'è in essere. Questo è un segnale che voglio portare all'attenzione. Deve essere, per quanto il nostro governo deve capire che è difficile dare tranquillità, però dobbiamo dare dei segnali di possibile e, se possibile, anche di sussidio, ecco, diciamo, dove chiaramente nel mondo dei trasportatori sappiamo come sta andando la situazione con i rincari che ci sono, ma tutto questo poi, se guardate bene, va a finire sempre su dei costi del prodotto finito che vanno ad aumentare. E quindi si torna sì. a quel circolo vizioso di cui si parlava prima. Esatto, questa è la situazione in essere. Presidente, poi c'è un altro allarme legato alla componente umana, alla carenza anche di personale specializzato che possa lavorare nelle aziende. Si fa fatica a trovarlo, quindi la formazione del personale nuovo richiede tempo e quindi spesse volte si è costretti ad utilizzare il personale specializzato già presente in azienda, magari facendoli fare straordinari, con poi tutte le ripercussioni che ci sono. Sì, anche questo aspetto è un aspetto che noi di Confartigianato è già da qualche anno che stiamo mettendo l'attenzione, perché le nostre aziende è qualche anno che stanno cercando personale, io dico specialmente tecnico specializzato per quello che è l'ambito, diciamo, produttivo, le caratteristiche del nostro territorio, sulla meccanica, sulla parte impiantistica, su tutta la parte, diciamo, più tecnologica. È vero che allora, i segnali sono quelli di dobbiamo assolutamente fare un'attività di supporto, almeno parlo noi come Confartigianato, abbiamo già avviato un sistema di collaborazione con le scuole, di formazione con le scuole, dove vogliamo dare, mi riferisco agli accordi con l'apprendistato duale che sono stati fatti qui, ad esempio all'IPSIA di Castelfranco Veneto, Istituto Tecnico Professionale, e con il discorso apprendistato duale, dove appunto i ragazzi del quarto e quinto anno possono praticamente accedere all'attività scolastica durante gli orari normali. Tutta l'attività pratica viene fatta eseguire, diciamo, presso aziende dove ci sono stati questi accordi, e i ragazzi così possono, diciamo, essere aggiornati su quali sono le tecniche produttive e gli strumenti adeguati che ci sono adesso tecnologicamente avanzati e sono così sempre aggiornati. E nello stesso tempo le aziende possono trovarsi in 2 anni un tecnico che ha già fatto un suo percorso lavorativo, e questo gli comporta di avere una possibilità, finito il quinto anno, di poter cominciare a lavorare. Io dico c'è un discorso anche culturale, cioè dobbiamo far passare alle famiglie, perché questa attività questa è stata fatta con la scuola professionale, però io dico che dobbiamo cominciare prima a fare informazione anche, io dico, alle medie, cioè far passare alle famiglie e far conoscere che l'artigiano che si conosceva un tempo, che si sporcava le mani e quant'altro, è finito, cioè nel senso non c'è più questa attività, ormai sono tutte attività di lavoro altamente professionali. Le porto un esempio: i miei tecnici quando fanno manutenzione per bruciatori o quant'altro ci vanno regolando con il bruciatore, lo regolano con un computer, e quindi c'è questa attività altamente professionale, e dobbiamo spingere sempre di più, dico, le famiglie che investano a far fare ai propri figli, dandogli spazio e dicendo che fare l'artigiano, professione tecnica, è altamente riconosciuto e ha una valenza molto alta. Quindi su questa è quello che mi sento di dire su quello che può essere la spinta futura. C'è un problema tra calo demografico, tra tutta una serie di fattori, appunto, che purtroppo dobbiamo dire una fetta dei nostri ragazzi, i famosi NEET, cioè lì non studiano, c'è una fetta di persone che non studia,
non lavora, e comunque io dico, perché c'è un certo benessere in famiglia, è una forza di lavoro che viene a mancare. Questa è una parte. E dobbiamo, diciamo, sempre di più, è vero, in questo momento sopperire, chiaramente con i tecnici, perché tra aziende, tutte le aziende, io dico, non ne conosco ormai quasi nessuna che non stia cercando personale. Quindi fisicamente proprio è un momento veramente particolare. Speriamo che, io dico, queste nuove politiche, insomma, delle scuole e anche le famiglie cerchino di indirizzare i propri figli verso attività che siano quello che il mercato delle nostre zone viene richiesto, e c'è molta richiesta. Ecco, su questo. Assolutamente, è un messaggio molto importante che forse, come ha detto lei giustamente, più che alle scuole va indirizzato alle famiglie per questo cambio culturale e sociale. Si era già parlato di una componente sociologica che andrebbe studiata da questo punto di vista. Grazie davvero a Maurizio Cattapan, presidente Confartigianato Castelfranco Veneto, e naturalmente buon lavoro, e torneremo ad aggiornarci presto anche con lei. Grazie Presidente. Grazie, buona giornata a tutti. Buona voi, giornata grazie. E buon lavoro al presidente di Confartigianato Castelfranco Cattapan. Adesso noi vi diamo altri aggiornamenti di cronaca. Andiamo nel Padovano con la tragedia di Pasqua alle chiuse di Volta Barozzo. La procura apre un fascicolo per chiarire le cause della morte di un 47enne trevigiano deceduto precipitando dal ponte mentre era in sella la sua bicicletta. 2 mazzi di fiori e qualche candela nel luogo in cui è precipitato Andrea Buosi, il 47enne di San Biagio di Callalta, che ha perso la vita il giorno di Pasqua mentre stava percorrendo quel tratto in bicicletta lungo il Bacchiglione. Buosi domenica mattina era uscito dalla sua abitazione di via Criscini, poco lontana dal luogo della tragedia. Voleva fare un giro con la bici che aveva appena sistemato e poi sarebbe andato dalla famiglia nel Trevigiano per il pranzo di Pasqua. La compagna però non lo ha più visto rientrare. Secondo una prima ricostruzione sembra che il manubrio della bicicletta del 47enne sia rimasto incastrato nel parapetto del ponte e l'uomo sia stato sbalzato nel Bacchiglione. Non è chiaro se Andrea Buosi abbia sbattuto la testa o sia caduto in acqua svenuto. Un testimone lo avrebbe visto riemergere dall'acqua e poi scomparire inghiottito dal fiume. I conoscenti lo descrivono come un abile nuotatore. Il pubblico ministero, Benedetto Roberti, ha così aperto un fascicolo di indagine per far luce sulla dinamica dei fatti. Il corpo dell'uomo è stato recuperato intorno alle 10 di domenica mattina lungo l'argine Sabionari. La famiglia ora vuole chiarezza sulla morte. 2 aziende, l'una impegnata nella produzione di cucine, l'altra nella logistica, ospitate all'interno dello stesso immobile industriale, sono state danneggiate la scorsa notte da un incendio. Il tutto è accaduto in provincia di Treviso, nel comune di Gaiarine. Si tratta appunto di 2 aziende di Arrital e General Moving. Le cause del rogo, che ha reso inagibili i locali e provocato anche la distruzione di un'ingente quantità di materiale, sono ora in corso di accertamento da parte dei carabinieri e dei tecnici dei vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme. Numerosi gli interventi in montagna da parte del soccorso alpino in questo ponte pasquale. Padovani in difficoltà lungo i sentieri dei Colli Eugani, ma anche delle montagne vicentine e delle Dolomiti. Il bilancio nel prossimo servizio. 3 interventi del soccorso alpino per aiutare padovani in difficoltà nel fine settimana pasquale. Il primo per raggiungere un 79enne di Mestrino lungo il sentiero di San Giorgio sui Colli Euganei. Aveva messo male un piede e si è procurato la sospetta frattura del malleolo. 6 soccorritori con l'assistenza dell'elicottero l'hanno trasportato a spalla per 300 metri fino all'ambulanza. L'elicottero di Treviso Emergenza è stato invece sul Carega, nel Vicentino, dove una coppia di Padova stava scendendo lungo la ferrata, quando la ragazza, una 26enne, attraversando un nevaio era scivolata, aveva dolore a una caviglia e si era impaurita. Dopo averli individuati, sorvolando la zona, l'eliambulanza ha recuperato entrambi.
per trasportarli all'ospedale di Sant'Orso. Nel Bellunese, infine, il soccorso alpino di San Vito di Cadore è intervenuto lungo il sentiero che scende da Malga Ciauta a Borca di Cadore. Una donna di 59 anni di Padova, che era col marito, era scivolata sul ghiaccio nascosto dalle foglie, riportando un sospetto trauma alla caviglia. È stata accompagnata all'ambulanza e quindi all'ospedale di Cortina. Forze dell'ordine impegnate in queste festività di Pasqua e Pasquetta con una serie di controlli. Ora vediamo il bilancio dell'attività della Questura di Vicenza. Al termine dei controlli di sicurezza straordinari durante il lungo weekend di Pasqua disposti con ordinanza, il Questore ha emesso 8 decreti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di altrettanti cittadini stranieri presenti illegalmente in Italia, con l'ordine di eseguirli entro 7 giorni. È uno dei risultati conseguiti a seguito dell'impegno prolungato per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità nel capoluogo e in provincia. Non solo attenzione verso potenziali minacce della criminalità contro la sicurezza e l'ordine pubblico, ma anche controlli delle disposizioni per il contrasto alla diffusione della pandemia, come disposto dal Ministero e concordato al tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza provinciale. Una cinquantina di uomini delle diverse forze dell'ordine impiegati quotidianamente da venerdì in città. Punti sensibili il centro storico, Campomarzo, il quartiere San Pio X e altre aree della periferia. Sorvegliati speciali però, oltre agli edifici religiosi, anche i beni storici, artistici ed architettonici presi d'assalto dai turisti. In totale sono stati controllati 12 esercizi pubblici, ispezionati tutti i principali treni in arrivo e in partenza in stazione a Vicenza, effettuati 5 posti di blocco, controllati 150 veicoli e identificate 329 persone. 92 i soggetti con precedenti di polizia su cui sono stati effettuati degli accertamenti. Oltre agli 8 decreti di allontanamento sono stati emessi 15 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Vicenza per 3 anni, 14 gli avvisi orali nei confronti di pregiudicati sorpresi in atteggiamenti sospetti. E adesso andiamo subito a Venezia, perché il presidente Zaia insieme al presidente di Save Enrico Marchi hanno presentato la ripartenza del sistema aeroportuale del nord-est verso Milano Cortina 2026 e vedo proprio il presidente Enrico Marchi insieme alla nostra Anna Maria Parisi. A voi la linea, buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno Francesca e buongiorno a tutte le nostre telespettatrici e telespettatori. Siamo qui appunto in diretta, come anticipavi tu, da studio con il presidente di Save Enrico Marchi. Buongiorno Presidente, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Perché? Per fare un po' insieme il punto, la sintesi di quanto è stato detto in questa conferenza stampa. Devo dire un dato su tutti, Presidente Marchi: il turismo è ritornato. Questo weekend pasquale è stato il weekend di volta, insomma anche una sorta di anticipazione nell'aspettativa di quella che possa essere l'estate 2022. Abbiamo visto che per la sola weekend di Pasqua si è registrato ben 180.000 arrivi nei nostri scali aeroportuali veneti, quindi Venezia, Treviso e Verona, 50.000, ben 50.000 nella sola giornata di Pasqua. Il turista è tornato, insomma. Sì. Devo dire che è stata una svolta il periodo pasquale. Finalmente i turisti stanno arrivando da tutto il mondo, non solo dall'Europa, non solo dall'Italia, ma anche per esempio dagli Stati Uniti. Abbiamo una ripresa. Tra poco riprenderanno i voli diretti anche con gli Stati Uniti, con New York, con Philadelphia, Atlanta. E quindi nel frattempo i turisti sono arrivati attraverso varie destinazioni, però diciamo che evidentemente dopo il periodo di compressione dovuto al Covid la gente ha voglia di muoversi, ha voglia di viaggiare, e cosa c'è di meglio se non venire in Veneto? Certamente, anche perché si diceva prima con il governatore Zaia, ricordiamo che la nostra regione presenta ben 9 siti UNESCO e altri sono anche in corso d'opera, e certamente nell'ambito turistico questo è un altro plusvalore. Ma sicuramente, infatti noi promuoviamo il nostro sistema aeroportuale del nord-est come un unicum, dove si può arrivare a Verona, a Treviso, a Venezia, per vedere le bellezze di tutto il nostro territorio. Non c'è solo Venezia, e molto spesso per esempio turisti la prima volta atterrano a Treviso per venire a Venezia, ma poi si accorgono che c'è anche Treviso e la seconda volta si fermano in città.
idem dicasi a Verona, magari nel giro turistico si va a Venezia, a Verona e poi si vede che la seconda volta dopo si sta direttamente a Verona, il lago di Garda, le montagne. Abbiamo veramente la fortuna di vivere in luoghi bellissimi e il nostro compito è di favorire al massimo la mobilità delle persone. Lo facciamo aumentando le destinazioni, aumentando il numero dei voli sulle destinazioni che abbiamo già e cercando di adeguare le infrastrutture dell'aeroporto a quello che è l'aumento del numero dei passeggeri e tutto questo in modo sempre più sostenibile, cioè con meno emissioni, con meno CO2 e con più efficacia nei sistemi anche di arrivo e di partenza dall'aeroporto. Ecco, Presidente Marchi, in tal senso si inserisce l'ultima, anzi la prima opera approvata per quanto attiene Milano-Cortina 2026 dal Consiglio dei Ministri, tanto attesa, devo dire, da decenni, mi corregga se sbaglio, ovvero l'ampliamento nord dello scalo aeroportuale, cioè la stazione dei treni. Sappiamo che in Italia non si costruiscono nuove linee ferroviarie da molto tempo. Ecco, noi speriamo questa sia, anzi siamo convinti che questa è la volta buona. Come diceva lei, ci abbiamo messo 20 anni per arrivare in questo. Io ho iniziato a lavorare a questo progetto nel 2001, appena arrivato, un anno dopo essere arrivato. E nel frattempo sono cambiati i progetti, sono cambiati i governi, sono cambiati i modi di vedere le ferrovie. Oggi finalmente ci siamo, abbiamo un ottimo dialogo col commissario governativo per la realizzazione di questa infrastruttura che è il dottor Macello di RFI, ci ha assicurato che per i primi mesi dell'anno prossimo, entro marzo, cominceranno i cantieri e l'opera sarà finita per le Olimpiadi per il 2025. Sarà finita per le Olimpiadi tenendo presente che le Olimpiadi non sono solo il giorno della gara, le Olimpiadi hanno un valore per il nostro territorio prima e dopo le Olimpiadi stesse. È una formidabile occasione per far conoscere a tutto il mondo il nostro territorio e quindi siamo sicuri che ci sarà il massimo impegno da parte di tutti, essendo tranquilli anche che non ci saranno problemi né per i siti archeologici né per il tema delle persone che ci vivono e sarà dato il massimo rispetto e il massima attenzione a tutti i disagi che quest'opera può provocare. Perché certamente, diciamocelo, comunque uno scalo aeroportuale è supportato anche da quello ferroviario, insomma. È un modo per rendere più accessibile lo scalo aeroportuale, è un modo per ridurre l'inquinamento. Noi ci siamo anche nel contesto della sostenibilità. Noi ci siamo impegnati per il 2030 a ridurre a zero in maniera con le emissioni complessive. Lavoriamo sull'intermodalità e la sostenibilità attraverso appunto i progetti come la Bretella Ferroviaria, alla quale anche noi, come SAVE, contribuiremo con circa 50 milioni di euro di spese, di investimenti per quanto riguarda all'interno dell'aeroporto e poi lavoriamo sui nuovi sistemi di mobilità come quello dei vertiporti, il fatto dei droni che si spostano, che sono elettrici e stiamo lavorando, investendo anche sullo studio di queste nuove modalità. Stiamo lavorando con SNAM e con Airbus per portare l'idrogeno da Marghera all'aeroporto e poter far viaggiare gli aerei del futuro con combustibile più pulito e riducendo le emissioni che peraltro oggi sono già basse perché come dicevo prima a livello mondiale il sistema del trasporto aereo contribuisce alle emissioni del CO2 per il 2%, quindi stiamo parlando di cifre piccole. Ciò nonostante c'è il massimo impegno da parte di aeroporti e di compagnie aeree per ridurre ancora. Francesca, visto che sono qui, dobbiamo chiudere, ma visto che sono col presidente di SAVE, Enrico Marchi, vuoi approfittarne per rivolgergli tu qualche altra domanda?
Guarda Anna Maria, una domanda velocissima al Presidente Marchi su quello che sarà il futuro del sistema aeroportuale veneto e quindi noi parliamo da Treviso anche proprio per quanto riguarda la realtà trevigiana, alla luce di quello che diceva il Presidente, di come si arrivi in un punto del Veneto per poi approfittare per girare le meraviglie del nostro territorio. Quindi un focus su Treviso, visto che parliamo proprio della Marca trevigiana. Sì, giustamente essendo questa domanda arriva dallo studio che ha sede a Treviso, quindi un focus su questa città da un punto di vista dei flussi turistici nel contesto degli aeroporti del nord-est. Ma credo che Treviso abbia ottime potenzialità anche dal punto di vista turistico. Noi stiamo tra l'altro crescendo molto velocemente e credo che Treviso sarà il primo aeroporto ad arrivare ai numeri del 2019. Sapete che a Treviso i movimenti sono cappati a 22.000 movimenti annui, compresi quelli anche dei movimenti diciamo dell'Aeroclub, e quindi più di 3 milioni e mezzo circa di passeggeri, questo è il numero stimato. Non avremo, quindi noi siamo in condizione di poter dire che a breve si raggiungerà di nuovo il top per quanto riguarda l'aeroporto di Treviso, il numero di passeggeri, e credo che tutti anche gli abitanti di Treviso e tutti gli stakeholder, come si usa dire, si siano reso conto durante il periodo della pandemia di quanto importante sia un aeroporto, non solo per andare in vacanza, ma quanto sia importante per avere un lavoro, per trovare lavoro, per il territorio, per creare occasioni di sviluppo e di lavoro sul territorio. Ultima domanda in chiusura, da questo punto di vista lei prima ha dato delle grandi e forti rassicurazioni per quanto riguarda tutti i dipendenti, diretti e indiretti di Save. Sì. Possiamo annunciare che grazie alla crescita dei passeggeri si chiude finalmente la cassa integrazione e questo per noi è molto importante perché siamo una comunità di gente che vuole lavorare, che ha a cuore tutti coloro che lavorano in aeroporto, che fa con piacere il proprio lavoro, e quindi anche questa è una bella notizia che ci dà un po' di serenità in momenti che proprio sereni del tutto non sono. Certamente. A livello internazionale. Allora ringraziamo il dottor Enrico Marchi, presidente del gruppo Save, grazie. E ti restituisco la linea perché da Venezia, da Palazzo Balbi è tutto, quindi la linea può tornare allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi, grazie al presidente di Save Enrico Marchi. Noi siamo in chiusura per questa prima edizione, c'è la pubblicità, il meteo e poi Alice Montagnier con lo spazio dedicato agli specialisti dell'USL 2. Oggi si parlerà di terapie e prevenzione delle malattie respiratorie croniche insieme al dottor Francesco Menzella, direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia degli ospedali San Valentino di Montebelluna e San Giacomo di Castelfranco Veneto. Dunque pubblicità, poi previsioni del tempo e poi lo spazio dedicato all'ULS 2. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento naturalmente su Antena 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Archiviate le festività di Pasqua, la settimana procede all'insegna dell'alta pressione e anche di un clima un po' più fresco come abbiamo percepito già in questi giorni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 19 aprile mostra un tempo asciutto e stabile con tanto sole e con un cielo al massimo poco nuvoloso. Qualche addensamento sui monti ma del tutto innocuo. Temperature stazionarie minime tra 5 e 9 gradi, massime invece comprese tra i 12 e i 16 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, avremo anche qui un ampio soleggiamento, non si escludono occasionali piovaschi al pomeriggio sui rilievi. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige,
Si alterneranno nubi e sole, ma non sono previste piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime sui 19-20 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati in studio in diretta, spazio dedicato alla medicina con gli specialisti di ULSS 2 Marca Trevigiana. Terapia e prevenzione delle malattie respiratorie croniche. Ne parliamo in compagnia del mio ospite. Ho il piacere di avere in studio il dottor Francesco Menzella, direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia all'ospedale di Montebelluna e all'ospedale di Castelfranco Veneto. Ben trovato, dottore. Buongiorno. Allora, iniziamo subito a parlare di questo argomento. Quali sono le patologie respiratorie croniche più comuni? Le malattie respiratorie croniche intanto va premesso che sono molto frequenti, molto numerose e molto variegate. Le più comuni sono quelle di cui si parla moltissimo in questo periodo, mi riferisco per esempio all'asma allergica ma non solo. Un'altra patologia estremamente frequente che è assimilabile anche se non simile all'asma perché è una malattia ostruttiva cronica è la cosiddetta broncopneumopatia cronico-ostruttiva che riguarda però più che altro le persone abituate diciamo al fumo di sigaretta che hanno quindi questo tipo di, chiamiamolo vizio, anche se poi in realtà è proprio questo, che li porta poi a sviluppare questa condizione che è poi lentamente evolutiva verso anche situazioni di insufficienza respiratoria, necessità di ossigeno e anche una predisposizione ai tumori e alle malattie cardiovascolari. Un'altra condizione molto comune è quella che riguarda i cosiddetti disturbi respiratori del sonno, quindi la sindrome delle apnee notturne, anch'essa molto frequente, soprattutto nelle persone adulte, anche se in una piccola percentuale anche in età pediatrica. Questa ha altri tipi di fattori di rischio collegati principalmente al sovrappeso, quindi è una situazione che si associa alla roncopatia, quindi al russamento, in pazienti che in 2/3 dei casi sono appunto sovrappeso o obesi. Quindi anche in questo caso delle problematiche legate a stili di vita. In generale quasi tutte le patologie che noi ci troviamo ad affrontare al giorno d'oggi possono avere anche una conseguenza legata a stili di vita non corretti, dei quali magari possiamo poi parlare dopo nel corso della trasmissione. Sono comunque molto diffuse e variegate, come diceva lei. Sono molto diffuse, tra l'altro sono considerate già da molti anni a questa parte la terza causa di mortalità per malattie in generale nel mondo occidentale, quindi molto frequenti e anche molto gravi in alcuni casi, non tutti chiaramente, quindi va posta una grande attenzione da parte di tutti noi per cercare nei limiti del possibile di prevenirle, anche se in alcuni casi possono intervenire problemi tipo genetico che possono quantomeno predisporle. Altre patologie comuni, anche se purtroppo più gravi di queste, meno frequenti di quelle che ho citato finora, sono i tumori del polmone, per esempio, le neoplasie polmonari, che per fortuna stanno avendo un grande sviluppo per quanto riguarda le possibili terapie che si possono proporre, che possono migliorare la prognosi e il trattamento di queste condizioni, anch'esse purtroppo legate a stili di vita non corretti. Il fumo di sigaretta è il primo fattore di rischio dei tumori del polmone. E poi ce ne sono altre meno importanti che possono essere collegate alle patologie che ho citato prima, penso per esempio alla rinite allergica, alla poliposi nasale, o altre condizioni che riguardano i polmoni stessi come le bronchiettasie, meno conosciute dell'asma, della BPCO, dei tumori, ma che sono condizioni legate a dilatazioni dei bronchi che formano come delle varici all'interno delle quali si accumula ristagna del muco, e queste condizioni portano poi alla facile suscettibilità a infezioni respiratorie, quindi bronchiti ricorrenti, polmoniti e quant'altro. Ce ne sono chiaramente tante altre di patologie croniche, dalle fibrosi polmonari cosiddette molto meno comuni per fortuna, in alcuni casi anche gravi, per le quali esistono trattamenti anche in questo caso estremamente efficaci e che vanno comunque
personalizzati da persona a persona, valutando appunto il sottotipo di patologia che noi abbiamo davanti. Quindi il ruolo dello specialista è estremamente importante, prima per intercettare il paziente in fasi il più possibile precoci di queste condizioni e poi per trattarli in una maniera il più possibile appropriata. Ecco, moltissime e variegate, come abbiamo detto, oggi ne tratteremo alcune: l'asma, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, la rinite allergica. 0422 16 28 332 il numero per intervenire e fare le vostre domande al dottor Menzella. Allora, dottore, iniziamo proprio descrivendo l'asma. Quali sono le cause, i fattori di rischio, la sintomatologia? Prego. L'asma è una di quelle patologie respiratorie per le quali c'è stato il più grande sviluppo della ricerca, delle conoscenze e poi delle opzioni terapeutiche che abbiamo a disposizione. Questo soprattutto negli ultimi 15 anni. C'è stata davvero un'esplosione dei dati scientifici e quindi delle terapie che sono arrivate e che arriveranno. È una patologia che si definisce appunto asma bronchiale, in realtà è una galassia di patologie, non è più l'asma di una volta in cui si faceva un trattamento uguale per tutti, ma ci sono tantissimi sottotipi, cosiddetti fenotipi. È una patologia che riguarda tutte le età della vita, si diceva una volta che era più comune, era tipica del paziente in età pediatrica o nella fase evolutiva della vita, quindi l'adolescenza o poco oltre. È vero in parte perché questo tipo di pazienti, questa sottopopolazione è quella chiaramente più comune per quanto riguarda soprattutto l'asma allergica, quella che poi si può associare per esempio alla rinite, la rinite stagionale, penso alle graminacee che ci sono in questo periodo primaverile, ma anche altri tipi di allergie respiratorie come gli acari della polvere, le muffe, gli epiteli di animali e quant'altro. Ma in realtà l'asma non è soltanto l'asma allergica, ci sono altri, come li ho definiti prima, fenotipi, cioè tipi di malattia che hanno caratteristiche infiammatorie differenti e che queste caratteristiche portano poi alla necessità di un approccio terapeutico diverso da paziente a paziente, tant'è che si parla già da qualche anno in tutte le malattie, ma in particolare in queste, di medicina personalizzata, cioè o trattamento sartoriale per rendere l'idea, perché la terapia deve essere, diciamo, cucita addosso come un abito. Ci sono forme di asma legate a un tipo di infiammazione che si chiama eosinofilica. Gli eosinofili sono delle cellule che noi abbiamo nel nostro sangue che fanno parte dei globuli bianchi e che sono molto comuni come aumento e quindi come infiammazione determinata da essi in una forma di asma appunto che si chiama asma eosinofilica, che porta poi alle evoluzioni un po' più difficili da trattare nei pazienti che sono un po' più ostici, che hanno quindi una compromissione della propria qualità della vita più importante. Altre forme di asma possono essere forme miste, quindi la forma allergica con la forma eosinofilica, e poi ci sono le cosiddette forme non allergiche, non eosinofiliche, dove intervengono altri tipi di infiammazione, altri tipi di globuli bianchi. Per esempio i neutrofili sono un altro tipo di queste cellule che possono dare un altro tipo ancora di infiammazione. Faccio questi esempi per far capire come sia in effetti variegata, come abbiamo detto più volte, anche l'asma come patologia in sé, e che deve essere studiata con la massima attenzione da parte degli specialisti pneumologi, ma anche allergologi in questo caso, che devono identificare, quindi fare una diagnosi il più possibile appropriata da questo punto di vista, o lavorare insieme pneumologi, allergologi, otorini, perché spesso l'asma si associa alla poliposi o alla rinite che abbiamo citato prima, che a loro volta possono essere condizioni legate a infiammazione delle alte vie respiratorie. L'asma riguarda le basse vie, quindi i bronchi, che sono questi tubi che portano l'aria all'interno dei polmoni e quindi determinano lo scambio tra l'esterno e il nostro sangue, e le alte vie, quindi il naso, i seni paranasali, dove si formano appunto questi polipi. La coesistenza di queste patologie può rendere più difficile il trattamento, che deve essere il più possibile multidisciplinare, quindi più specialisti devono lavorare insieme, non necessariamente in diretta ma anche, per così dire, in differita, per approcciare la patologia in modo omogeneo, quindi cercare di rendere il più possibile controllata e quindi che non complichi la vita e che renda quello che noi facciamo tutti i giorni, anche se siamo asmatici, il più possibile uguale alle persone che non ne sono affette. Ed ecco l'importanza appunto di una diagnosi precoce. Tra le cause ci sono fattori ambientali, ma c'è anche una predisposizione genetica, dottore? Certo, molto spesso l'asma si associa a una condizione di tipo familiare, anche se, diciamo, la genetica dell'asma, i veri e propri geni che predispongono all'asma non sono ancora noti.
noti, ce ne sono alcuni, ma in realtà non è nota una trasmissione madre o padre-figlio in maniera così lineare. Quello che noi sappiamo riguarda soprattutto la familiarità per quanto riguarda la cosiddetta atopia, l'atopia che viene dal greco con l'alfa privativo di topos, quindi una reazione fuori posto, topos sta per luogo, alfa privativo fuori luogo, quindi questo significa atopia, che è la predisposizione a diventare allergici. Questa è una condizione notoriamente di tipo genetico, viene trasmessa dai genitori, normalmente il 30% di probabilità è chi la eredita dalla mamma, se sono mamma e papà diventa, il rischio si somma, quindi si arriva intorno al 30%, qualcosa di più. Quindi chiaramente per quanto riguarda l'atopia, quindi la possibilità di diventare allergici dal punto di vista respiratorio, è noto per essere una condizione proprio a trasmissione eredofamiliare, come si dice. La interrompo perché abbiamo una prima telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Pronto? Pronto, con chi parliamo? Con Bruno Ciucci. Buongiorno, buongiorno, ci dica pure. Io volevo parlare perché sono soggetto a apnee notturne e con la CPAP che ho, le prime ore della mattina ho dei colamenti di naso, una cosa enorme. Se c'è qualcosa di poter migliorare, questo. Grazie per la sua domanda. Cosa possiamo rispondere? Il signore ha delle apnee notturne e utilizza il dispositivo probabilmente per facilitare insomma, il sonno e la respirazione. Sì, il dispositivo che usa probabilmente è il ventilatore che si chiama CPAP, che è una macchina che eroga una pressione di aria continua di tipo positivo, quindi genera una pressione che dilata le vie respiratorie che normalmente durante la notte, durante il sonno, nelle persone che hanno i fattori di rischio per le apnee notturne tendono a collabire, quindi questa pressione positiva di questa CPAP dilata queste vie respiratorie e quindi fa sì che l'aria durante appunto le fasi del sonno più profonde possa passare e non ci siano quindi le cosiddette apnee del sonno. Questa macchina a volte può determinare, proprio perché eroga dell'aria, può dare del fastidio soprattutto in chi ha una predisposizione di rinite vasomotoria, che è quella che probabilmente ha l'ascoltatore che ha telefonato, che è una situazione molto comune nella popolazione generale. C'è circa un terzo delle persone che ha, in seguito a sbalzi di temperatura, vento, umidità, forti odore, anche cambi di postura, può generare congestione nasale, starnutazioni, rinorrea, quindi la secrezione mucosa che viene giù dal naso. Quindi un consiglio che si può dare al paziente è, intanto, se già non lo fa, di utilizzare un umidificatore e di utilizzare dell'aria riscaldata. Questo può aiutare, perché anche l'aria secca e fredda può predisporre questo problema. Qualora neanche questo lo aiutasse, allora converrebbe fare una valutazione anche di tipo otorinolaringoiatrico per vedere che non ci siano altri fattori che possano eventualmente sovrapporsi e dargli fastidio. E quindi insomma magari andare ad approfondire. Prima di proseguire con il nostro argomento abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea? Sì, buongiorno, sono Luigi. Buongiorno, buongiorno Luigi, dica pure. Volevo fare una domanda semplice che però mi dà molto fastidio. Io quando alla sera mi sdraio a dormire a letto, se sono diritto proprio così, dopo un po' mi viene la tossi, ma mi viene la tossina, devo appoggiarmi su un fianco e allora pian piano si attenua. Volevo sapere se può dipendere dai bronchi, da qualche cosa. La ringrazio. Buongiorno. Grazie Luigi. Se ho capito bene, il signore ha insomma questa tosse un po' fastidiosa quando si sdraia. Chiaramente insomma con le informazioni certo. che sappiamo. Allora, le cause della tosse sono innumerevoli, quindi chiaramente da una telefonata con poche informazioni non è semplicissimo. Chiaramente partendo dai fattori di rischio più comuni mi viene da pensare in una persona che sviluppa la tosse in posizione in decupito supino, intanto che possa avere un reflusso gastroesofageo. Di per sé il reflusso in alcune persone, quando è intenso, quando è più posizionale, quindi da decubito, può generare, al di là dei sintomi gastrointestinali, quindi il bruciore di stomaco, la difficoltà a digerire, l'acidità, può portare anche, proprio perché l'acido tende a risalire per mancanza di gravità, a un'irritazione delle alte vie
respiratorie e quindi allo sviluppo di tosse, quindi andrebbe escluso intanto il reflusso. Un'altra possibilità di tossi posizionali da decubito possono essere problemi di scolo retronasale, quindi di muco che scola dal naso posteriormente, quindi quella che si chiama sindrome rinobronchiale, che può essere più comune nelle persone appunto che durante le ore della notte iniziano a manifestare tosse, ma in realtà ce ne sarebbero tante altre di cause della tosse, per cui va un attimino studiato. La prima cosa che farei, che consiglierei a questo paziente, è di fare una valutazione di tipo otorinolaringoiatrico, quindi una rinoscopia, una rinofibroscopia, per capire se a livello di alte vie respiratorie c'è uno di questi problemi che enunciavo, che elencavo, ma in realtà potrebbero essere anche altri, anche se è possibile che una delle cause possa essere proprio una di queste due. Certo, e comunque insomma un approfondimento Quello potrebbe sempre essere insomma l'ideale. Qual è, dottore, la percentuale dei pazienti, torniamo a parlare di asma, che soffrono di asma nella popolazione generale? E è una problematica che riguarda anche molti pazienti più piccoli, bambini, adolescenti. Allora, la percentuale nella popolazione generale, dai dati più recenti di epidemiologia, parla di una prevalenza, cioè un numero in questo momento, cioè nel momento in cui noi parliamo, di circa il 5% della popolazione in assoluto, che vuol dire comunque un numero molto, molto grande, perché vuol dire che in Italia ci sono circa 5 milioni di asmatici, per capirci, quindi con piccole differenze da area geografica ad altra, ma più o meno le cifre sono queste. Di questi pazienti chiaramente abbiamo tanti livelli di gravità diversi, oltre che, come dicevo prima, tanti sottotipi di malattia diversi. La forma veramente grave di asma, quella che al giorno d'oggi si definisce asma grave refrattaria significa le terapie, anche se poi va sempre valutata con attenzione l'aderenza alle terapie stesse, perché purtroppo nell'ambito delle malattie respiratorie croniche va detto che l'aderenza, quindi l'attenzione, il seguire le indicazioni degli specialisti da parte dei pazienti spesso è un po' bassa rispetto ad altre patologie. Siamo intorno al 15% di pazienti realmente aderenti, quelli chiaramente che sono già seguiti, e questi sono dati dell'Agenzia Italiana del Farmaco, quindi sono dati ufficiali. Però detto questo, di questi pazienti, quelli veramente gravi che non rispondono alle terapie sono circa il 5% di questo 5%, quindi una piccola sottopopolazione che però in realtà impatta tantissimo in termini di qualità della vita, costi sanitari, ma anche possibili complicanze dell'asma stesso, perché ricordo che purtroppo di asma ogni anno in Italia muoiono circa 1500 persone, che spesso sono persone, come dicevo prima, che non seguono con attenzione le indicazioni dei medici, anche dei medici di medicina generale, oppure pazienti che non hanno addirittura mai fatto una visita specialistica. C'è un grosso problema proprio di riferimento ai centri, perché l'asma purtroppo è come un iceberg del quale noi vediamo solo la punta fondamentalmente. Quindi quello che suggerisco a tutti è cercare sempre, quando c'è un sospetto in questo senso, di fare una visita specialistica pneumologica per capire bene di che cosa si tratta, perché poi magari potrebbe anche non essere asma. Ci sono situazioni che mimano l'asma ma magari non sono asma, quindi vanno sempre approfondite con attenzione. Ecco, a tal proposito le leggo una domanda che ci è arrivata attraverso i social di una mamma che scrive: il mio bambino è asmatico, può comunque fare sport? Questo è un tema insomma che ricorre spesso, no? Perché quando si parla di problemi respiratori, comunque l'apprensione nel fare lo sport è dei genitori, della mamma, insomma, ma anche penso degli atleti stessi. Allora, al giorno d'oggi l'asma non deve essere una controindicazione a fare nessun tipo di sport. Ci sono moltissimi atleti d'élite di qualunque disciplina, quindi atleti olimpici piuttosto che calciatori, qualunque tipo di disciplina, nuotatori, che sono asmatici, ciclisti tantissimi. Alcuni li seguo io stesso o li ho seguiti in passato, soprattutto calciatori. Questo lo dico per far capire a chi ascolta, le mamme ma anche gli adulti, che curandola bene l'asma stessa non è assolutamente un problema. Poi va anche specificato che ci sono sport e sport, nel senso che lo sport meno cosiddetto asmogeno
è così, il nuoto, perché è un tipo di attività aerobica che genera molto poco broncospasmo, anche in persone non trattate dal punto di vista farmacologico in modo adeguato. Poi in questo range di gravità lo sport più asmogeno, quindi c'è diciamo un più o meno, ma in mezzo c'è davvero tanto, lo sport più asmogeno è la corsa libera, quindi il running piuttosto che la corsa campestre, soprattutto in persone asmatiche allergiche che magari corrono all'aperto durante l'impollinazione. Allora in quel caso in effetti ci può essere qualche problema, o in persone sensibili all'aria fredda, perché a volte ci può essere anche lo stimolo del freddo umido soprattutto, che può innescare il broncospasmo. Detto questo, quindi in questo grande range, questa grande differenza tra sport e sport, diciamo che approcciare nella maniera corretta l'asma, studiarla bene, fare una diagnosi diciamo appropriata e fare una terapia adeguata al paziente che abbiamo davanti permette di fare tutto quello che si vuole, anche scalare una montagna senza nessunissimo problema. Quindi sì, a qualunque età lo sport può e deve essere fatto, a condizione che l'asma sia sotto controllo, chiaramente. Se l'asma non è controllata, no, chiaramente, ma l'asma sotto controllo non è un limite. Poi, come diceva lei, ci sono magari degli sport più indicati e degli sport, insomma, che lo sono un po' meno, insomma, per questa problematica. Altra domanda che ci è arrivata attraverso i social: come posso rendere la mia casa più sicura per l'asma e quindi più a misura di asma? Ci chiedono un consiglio. E anche qui dobbiamo fare un distinguo sulla base del tipo di asma che abbiamo davanti. Sul discorso domestico, quindi gli ambienti indoor al chiuso, quello che è importante è fare attenzione soprattutto nelle persone che hanno allergie respiratorie, che non riguardano solo l'asma chiaramente, ma in questo caso, essendo una patologia un po' più delicata da maneggiare, una prevenzione, quindi una profilassi domestica, una bonifica domestica può essere fatta in modo abbastanza agevole. Che cosa significa? Intanto cercare una regola molto semplice che non tutti seguono: arieggiare gli ambienti il più possibile. Penso per esempio nelle persone sensibilizzate alla polvere, quindi agli acari della polvere, che sono gli allergeni della polvere domestica, che crescono maggiormente in ambienti caldo-umidi, quindi soprattutto l'inverno con i riscaldamenti accesi che, ricordo, tendono anche a sollevare l'aria, perché l'aria calda tende ad andare verso l'alto, quindi si solleva la polvere che noi abbiamo per terra. Quindi arieggiare gli ambienti, cercare di abbassare il tasso di umidità, deumidificare gli ambienti quando molto umidi, quindi non umidificare ma deumidificare, utilizzare anche dei dispositivi di protezione, per esempio le fodere anti-acaro certificate, antiallergiche per acari, per cuscini e materassi in chi soffre appunto di allergia agli acari della polvere. In primavera non aprire le finestre, questo è il contrario del discorso che ho fatto finora, per chi soffre di allergia ai pollini, soprattutto nelle ore centrali della giornata, quando ci sono magari c'è una maggiore concentrazione atmosferica di queste particelle polliniche, che sono trasportate peraltro dal vento e quindi arrivano anche a centinaia di chilometri di distanza dal punto dove vengono generate, quindi magari arieggiare gli ambienti più nelle prime ore della giornata o sotto sera. Quindi dipende anche in questo caso da persona a persona, però ci sono delle regole semplici che vanno però anche in questo caso variegate, cambiate, modulate a seconda del tipo di problema che abbiamo davanti, però c'è la possibilità, non dico di azzerare il rischio, ma comunque di abbassarlo in modo significativo, soprattutto per quanto riguarda gli acari che dicevo prima. Sempre parlando di asma, ci sono trattamenti innovativi per curarla con efficacia? Come ho detto all'inizio della nostra chiacchierata, sì, l'asma è una patologia che ha avuto un grande sviluppo, un grande interesse scientifico, quindi sono arrivati tanti farmaci e tanti altri ne arriveranno. I farmaci più innovativi, più efficaci sono quelli che riguardano soprattutto l'asma grave refrattaria, che ho detto prima, sono terapie di tipo immunologico, vengono definiti farmaci biologici, perché hanno un effetto contro un bersaglio, si chiamano terapie target. Target in inglese significa obiettivo, cioè cosa significa? Non andiamo a sparare nel mucchio come fa il cortisone, in cui c'è un effetto antinfiammatorio molto valido, ma che comunque non ha un obiettivo specifico, quindi con effetti collaterali possibili. Ma questi farmaci biologici, immunologici hanno un obiettivo, come un cecchino che spara su un bersaglio fondamentalmente, come andare a spegnere un interruttore, quindi andare a scegliere
il farmaco giusto sulla base del tipo, del sottotipo di asma che noi abbiamo davanti, perché le opzioni sono diverse. Ne abbiamo già 4 a disposizione al giorno d'oggi di questi farmaci biologici che coprono più del 50% delle forme di asma grave, ma nei prossimi anni ne arriveranno altri ancora per andare a coprire addirittura tutti i sottotipi di asma. Abbiamo anche opzioni non farmacologiche per quanto riguarda l'asma non allergica, non eosinofilica che ho citato all'inizio, quindi quella con bassa infiammazione, per dirla in termini più semplici, che prevede però un trattamento di tipo endoscopico. Tramite una broncoscopia si inserisce un sondino che è fatto tipo un catetere, fatto tipo un basket, tipo un cestello, che eroga delle radiofrequenze, quindi una temperatura a 65 gradi che va a inattivare progressivamente il broncospasmo nel corso di alcune sedute di questo trattamento che si chiama termoplastica bronchiale. Come dice il nome, appunto, non è proprio una plastica, ma tramite questo calore a temperatura controllata si determina in seguito una reattività bronchiale meno intensa e quindi con uno sviluppo di broncospasmo meno problematico per il paziente. Quindi le opzioni sono tante e vanno però scelte, quindi personalizzate da paziente a paziente. Ecco, abbiamo parlato dell'importanza della diagnosi precoce, ma quali rischi potrebbero esserci se la malattia non venisse ben controllata e ben trattata? Anche qua dipende. Allora, il rischio che corrono tutte le persone asmatiche molto broncoreattive che non si curano bene è di avere dei fenomeni di broncospasmo importanti che possono portarli anche alla necessità di accesso in pronto soccorso, ricovero. Alcuni purtroppo vanno in rianimazione e, come dicevo prima, circa 1000 ogni anno, 1500 in Italia e 250.000 nel mondo purtroppo non ce la fanno. Però è una piccola parte dei tantissimi milioni di persone che non hanno e non avranno mai questo tipo di incidenti, chiamiamoli così. Però il rischio è che se non si curano bene anche le forme più lievi o riacutizzano, quindi necessiterebbero poi dell'uso di cortisone per via orale, per via sistemica, che può fare dei danni nel lungo periodo. Chiaramente non è una singola dose o un singolo breve ciclo di una settimana o poco più a far danni, ma è l'uso ripetuto nel tempo. Altri problemi sono la perdita di funzione respiratoria, quindi piano piano i nostri bronchi tendono a irrigidirsi, spessirsi, diventare quindi meno reattivi, meno responsivi alle terapie farmacologiche e quindi queste persone iniziano a fare sempre più fatica a controllare il broncospasmo e a respirare sempre meno bene, quindi facendo fatica anche nel muoversi e così via. Chiaramente sono situazioni che non vengono da un anno all'altro, da un giorno all'altro, ma ci mettono anche molti decenni. Però prima o poi, se non ci si cura bene, queste condizioni prima o poi arrivano nella stragrande maggioranza dei casi. Quindi le indicazioni sono di farsi vedere dagli specialisti, di curarsi bene, di seguire con attenzione quello che gli viene detto e poi di fare delle visite periodiche di controllo. Certo, la terapia farmacologica, in particolare i farmaci inalatori, possono andare bene per tutti oppure anche in questo caso la terapia, il percorso deve essere cucito a misura di ogni paziente? Assolutamente sì, vale anche per il tipo di farmaco inalatorio, quindi non soltanto per quello che c'è dentro l'inalatore, quindi perché abbiamo anche qua diversi farmaci che noi andiamo a scegliere, diversi tipi di broncodilatatori, diversi tipi di cortisonici inalatori che si possono anche combinare tra loro. Abbiamo addirittura da poco tempo a disposizione anche dei farmaci che all'interno dell'inalatore, si chiama device in inglese, contengono 3 molecole diverse per i pazienti che magari non riescono a essere controllati con una o 2 di queste, quindi 2 broncodilatatori, il cortisone addirittura, che con un singolo spruzzo o una singola inalazione danno contemporaneamente un effetto farmacologico molto molto efficace. Ma non sono solo i farmaci, ma anche il tipo di erogatori che noi utilizziamo, perché ci sono tantissimi tipi di quelle che, passatemi il termine, vengono definite un po' volgarmente, anche se tendono a sminuire proprio la nobiltà del farmaco, perché farmaci sono, terapie sono, le cosiddette bombolette, vengono dette così, che erogano il farmaco in modo differente, quindi ci sono erogatori in spray, ma anche in spray ci sono tanti tipi di spray diversi, con device diversi, e poi erogatori in polvere anche. E poi ci sono delle vie di mezzo tra lo spray e la polvere, quindi anche qui da paziente a paziente noi andiamo a scegliere l'erogatore diverso, anche in base al tipo di collaborazione che la persona ci può dare. Penso al paziente molto anziano o al bambino molto piccolo. In questo caso non è facile spiegare come deve essere coordinato il respiro per inalare in modo corretto il farmaco. Quindi o scegliamo
inalatori particolari, oppure possiamo utilizzare anche dei distanziatori che si possono mettere tra l'erogatore, quindi sono come dei tubi lunghi pochi centimetri di plastica con delle valvole unidirezionali che fanno sì che l'inalazione possa essere fatta senza necessità di coordinazione. Però comunque tutto questo serve a capire che anche non soltanto il farmaco ma il tipo di erogatore che noi prescriviamo deve essere scelto sulla base della persona che abbiamo davanti. La frequenza dell'inalazione, dottore, ha il bisogno oppure come anche viene prescritta anche in questo caso? Allora, il bisogno soltanto nelle persone che hanno quelle forme di asma molto lievi, cosiddette intermittenti, che vuol dire l'utilizzo al bisogno, faccio l'esempio del salbutamolo per fare un nome storico, il Ventolin, che è un farmaco che esiste da 50 anni o quasi, che non è una cura dell'asma, deve essere solo una terapia al bisogno, che spesso viene confusa come una terapia. È un farmaco di emergenza, è un farmaco al bisogno. Il bisogno significa meno di 2 volte al mese, non oltre le 3 volte al mese, che vuol dire meno di 1 volta alla settimana. Se già io ho necessità o di utilizzarlo o di sentirne il bisogno per più di 1 volta alla settimana, vuol dire che non è più un utilizzo al bisogno, ma la terapia dovrebbe diventare regolare. Ma lì poi dobbiamo scegliere il tipo di farmaco che dobbiamo definire poi per il paziente sulla base del tipo di asma che il paziente ha e del tipo di paziente che noi abbiamo davanti, chiaramente. Quindi l'utilizzo al bisogno solo in una piccolissima percentuale di casi, tutto il resto è utilizzo continuativo, quantomeno stagionale, nelle persone allergiche, e in tutti gli altri, essendo una malattia cronica, regolarmente. Allora, lei ha nominato le allergie stagionali, siamo in primavera, insomma le allergie respiratorie stagionali causano moltissimi sintomi, in qualche misura deteriorano anche la qualità della vita delle persone, il più comune delle quali insomma è la rinite allergica. Ce la racconta un po'? La rinite allergica è ancora più comune dell'asma, meno grave chiaramente, come dice il nome stesso, perché rinite sta per infiammazione del naso. In medicina tutte le parole che finiscono con ite è un suffisso che sta per infiammazione, quindi fondamentalmente rinite è l'infiammazione del naso. Può avere tantissime cause, una delle quali appunto è l'allergia respiratoria, ma anche altri tipi di situazioni che possono mimare la rinite allergica. Può essere stagionale, quindi appunto parliamo di rinite stagionale primaverile, che è la più comune, ma può essere anche perenne o persistente, per essere più precisi. E in questo caso perché? O perché c'è una sensibilizzazione, quindi un'allergia verso allergeni perenni come gli acari della polvere, le muffe, ma anche gli epiteli di animali, quindi gatto, cane, animali domestici molto comuni, che in tante persone allergiche o comunque atopiche, come dicevo prima, predisposte a diventare allergiche, possono dare dei sintomi di rinite, a volte anche di asma. E anche in questo caso ci sono da fare un po' di attenzioni, ma non significa non poter convivere con il proprio animale, che spesso fa parte della famiglia, insomma sono come delle persone di famiglia. Quindi ci sono varie condizioni anche in questo caso. La terapia quindi può essere o una terapia preventiva, quindi le norme di profilassi che dicevo prima, ma anche l'immunoterapia, il cosiddetto vaccino antiallergico, che già dall'età pediatrica, già dai 5 anni d'età in su, può permettere in alcuni casi, in moltissimi casi addirittura, di guarire completamente l'allergia. Però va anche detto anche che molte persone sono polisensibilizzate, quindi non sono allergiche a un singolo allergene, ma ne possono avere più di uno contemporaneamente. Al giorno d'oggi dal 50 fino all'80% dei pazienti, a seconda dei dati di letteratura medica, è polisensibilizzato, quindi può essere allergico, per fare un esempio, alle graminacee, agli acari e all'epitelio di un animale contemporaneamente, o anche a più di questi. Quindi questo può complicare le cose, può essere più sintomatico magari in una particolare stagione dell'anno, meno in un'altra, ma comunque avere una bassa soglia di sintomi presente anche in altre fasi dell'anno. In questo caso bisogna valutare da persona a persona come approcciare la terapia. Si può comunque fare la terapia farmacologica, anzi si deve fare la terapia farmacologica, e poi, come dicevo prima, c'è la terapia preventiva con la cosiddetta immunoterapia allergene specifica o vaccino antiallergico, che in molti casi va valutato dallo specialista, più allergologo che pneumologo in questo caso, ma anche pneumoallergologi lo possono fare, quale immunoterapia fare, quindi quale vaccino fare, per in molti casi o mitigare di molto i sintomi, o in persone monosensibili o poco sensibili che non hanno troppe allergie, risolvere il problema spesso in modo permanente, perché il grande vantaggio dell'immunoterapia per le allergie è che
ha dei benefici che durano o molti decenni o addirittura tutta la vita. E tanto più precoce l'inizio dell'immunoterapia nelle fasi della nostra vita, tanto maggiori saranno i risultati nel corso proprio dell'esistenza dei pazienti che l'avranno fatta o che la faranno. Certo, sicuramente risolutivo, insomma, e migliorerebbe chiaramente la qualità della vita delle persone. Noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra pochissimo insieme. Rieccoci in diretta ancora in studio per parlare di terapia e prevenzione delle malattie respiratorie croniche. Ci siamo lasciati poco fa, prima della pubblicità, parlando della rinite allergica. Può associarsi anche all'asma, che è il tema che abbiamo trattato sempre quest'oggi, e come può in qualche modo renderne un po' più difficile la gestione? Può associarsi spessissimo, anzi più del 50% dei pazienti che hanno rinite hanno l'asma o avranno l'asma nel corso della loro vita, e addirittura ci sono dei dati di letteratura, quindi studi clinici anche molto datati, che ci dicono che anche in persone che hanno solo rinite senza sintomi di asma è presente comunque quella che si chiama iperreattività bronchiale. Quindi andando a studiare questi pazienti asintomatici con un esame specifico di broncostimolazione si vede che hanno una certa un'aumentata reattività, quindi una tendenza al broncospasmo che persone, diciamo, le altre persone fisiologicamente non hanno, mettiamola così. Quindi sì, si associa molto spesso, più della metà dei casi, sia che li guardiamo dal versante asma, sia che li guardiamo dal versante rinite, possono avere una delle due condizioni associate, che poi tendono a complicarsi, perché il paziente con asma e rinite è quello che poi non andrà tanto bene se non cura bene anche la rinite, perché ricordo, la funzione del naso è una funzione di filtro e di condizionamento, quindi filtra le particelle d'aria, le umidifica e rende l'aria che noi respiriamo più calda. Respirare dalla bocca, quindi perdendo questa funzione di condizionamento, fa inalare aria fredda, inquinata e più sporca. Di conseguenza quest'aria può essere più irritante, quindi la stessa funzione di filtro ha un effetto, diciamo, preventivo, di aiuto verso le basse vie respiratorie, ma in più c'è il problema del fatto che ci può essere uno scolo di muco posteriore, quello che citavo prima, lo scolo retronasale, che può portare alla sindrome rinobronchiale, che porta quindi a una condizione di alte e basse vie respiratorie che sono associate a un'infiammazione condivisa, per così dire. La rinite poi può sviluppare poliposi nasale anche, quindi un'ostruzione del naso che porta nel tempo alla formazione di queste masse di tessuto che si chiamano polipi, che poi devono essere operati dallo specialista otorino perché tendono anche a recidivare. Quindi fare una terapia corretta previene anche il rischio di sviluppare una poliposi nasale che si associa all'asma nel 30-40% dei casi addirittura. Quindi non è solo la rinite ma anche la conseguenza della rinite stessa. Certo, fondamentale quindi insomma la terapia corretta. Senta dottore, il fumo di sigaretta causa tantissime patologie, insomma è inutile ribadirlo, però insomma cardiovascolari, tumori, patologie respiratorie. In questo ambito qual è la più comune? Allora, il fumo di sigaretta, purtroppo anche molti asmatici fumano, il 30% circa fuma, e quindi peggiora anche l'outcome, cioè l'evoluzione dell'asma stessa, ma andando oltre l'asma, purtroppo il 90% delle forme di tumore del polmone sono legate al fumo di sigaretta. Se non ci fossero i fumatori, il tumore del polmone sarebbe una malattia relativamente rara, perché dei casi che noi vediamo, fatto 100, soltanto 10 sarebbero presenti, gli altri 90 sarebbero assenti o comunque prevenibili. Quindi purtroppo una delle prime condizioni è il tumore del polmone, ma ricordo che il fumo di sigaretta dà anche tumori alla vescica, all'esofago, quindi non soltanto ai polmoni stessi, può dare un aumentato rischio di infarti, ictus, quindi comunque di malattie cerebro e cardiovascolari, anche di tipo acuto recidivante. Quindi è una condizione che porta per esempio anche a un invecchiamento della cute, tant'è che il fumatore rispetto al non fumatore tende a apparire molto più anziano, perché c'è una tendenza all'ossidazione anche degli strati cutanei superficiali, quindi macchie, rughe, pelle più spenta, denti gialli e così via. Quindi anche un'estetica che, se vogliamo, magari c'è più attenzione, più sensibilità per le donne, che si viene a perdere, quindi è meglio cercare il più possibile di evitare di fumare o smettere senza aspettare troppo tempo. Chiaro. Cambiando argomento, l'abbiamo accennato grazie anche alle telefonate che sono arrivate, il tema è la sindrome delle apnee del sonno. Anche in questo caso qualche consiglio, se possiamo darlo, ecco, come intervenire e come trattarle?
Allora, la sindrome delle apnee del sonno, la cosiddetta OSAS, è un acronimo che sta appunto per questa patologia, è una condizione che è anche questa abbastanza comune nella popolazione generale, colpisce diciamo, i cosiddetti roncopatici, cioè le persone quasi sempre adulte che russano, ma non tutti i russatori, soltanto il 30% dei russatori ha o avrà una sindrome delle apnee del sonno. È una condizione che si associa invece quasi sistematicamente al sovrappeso o all'obesità, come dicevo prima. Per esempio la circonferenza del collo può essere un fattore di rischio perché c'è uno sviluppo anche di tessuto adiposo all'interno delle alte vie respiratorie. Prima parlavo in maniera semplice del meccanismo di funzionamento del ventilatore notturno della CPAP, che serve a far sì che non collabiscano, perché sono ingrossate da questo tessuto adiposo che non è soltanto nel sottocutaneo, ma anche a livello viscerale e quindi anche a livello delle mucose, penso all'ugola, al palato, al faringe e così via, che tendono a essere più facilmente collabibili. In una piccola percentuale dei casi anche persone normopeso possono essere presenti allo stesso modo, ma perché in quel caso ci sono delle situazioni o anomalie neurologiche, ma sono veramente una sparuta minoranza, o predisposizioni anatomiche di tipo ipertrofia del palato, della base della lingua, piuttosto che un'alterazione della mandibola, si chiama micrognazia, cioè una mandibola più piccola che tende a essere retroposta, quindi va un po' più all'indietro, quindi schiaccia diciamo la mucosa delle alte vie respiratorie, quindi rende più stretto lo spazio, ma sono veramente casi rari. Nella stragrande maggioranza, il 90%, è legato quindi a uno stile di vita non corretto, quindi sovrappeso e obesità. Nelle persone che tendono ad avere sonnolenza durante il giorno, quindi alla guida, tra l'altro un rischio altissimo di incidenti stradali, o che il proprio partner riferisce avere delle interruzioni del respiro durante le fasi più profonde del sonno, sono quelli che dovrebbero fare una visita il più possibile rapida, perché è un fattore di rischio non soltanto di addormentarsi, ma un fattore di rischio indipendente anche per una maggiore probabilità di avere infarti o ictus, perché la pressione del sangue tende ad aumentare molto velocemente durante queste apnee. Siamo quasi in chiusura, ma io ho le ultime due domande per lei. Tutte queste malattie respiratorie croniche che abbiamo elencato quest'oggi possono essere un fattore di rischio per poter sviluppare il Covid-19 in maniera piuttosto severa, dottore? Allora, quello che è stato escluso nel corso di questi 2 anni abbondanti di pandemia è che intanto l'asma non è un fattore di rischio, per fortuna. L'asma può essere accentuato, riacutizzato, aggravato da altri tipi di virus, l'influenza, i virus del raffreddore, ma non sembrerebbe dal Covid. Questi studi italiani ma anche internazionali che ci dicono che l'asma, per fortuna, soprattutto l'asma allergica o l'asma comunque quella eosinofilica, quelle che ho citato prima, anzi sembra addirittura quasi un fattore protettivo, ma protettivo a condizione che la terapia venga fatta in modo regolare, perché la terapia stessa abbassa l'infiammazione anche del Covid, quindi l'asma controllata non è un rischio. La BPCO sì, la broncopatia cronica del fumatore sì, perché c'è una condizione anche di bassa ossigenazione del sangue e spesso purtroppo questa patologia cronica respiratoria si associa ad altre condizioni, quindi pressione arteriosa alta, diabete, sindrome delle apnee del sonno, che anche queste sono un problema, obesità, problematiche metaboliche, quindi dislipidemie, colesterolo alto e così via. Tutte queste condizioni associate sono dei fattori di rischio diciamo multifattoriali, per così dire, che intervengono nella possibilità di avere delle forme più evolutivamente più sfavorevoli, diciamo così, di Covid. Altre patologie croniche del respiro possono predisporre, come per esempio le fibrosi polmonari, di cui abbiamo parlato poco, ma nelle persone che ne sono affette, in effetti il rischio è più alto di avere forme più infauste, diciamo così, o comunque più difficili da controllare. Quindi è fondamentale ribadire il concetto di mantenere alta la guardia, quindi distanziamento, mascherine, igiene delle mani e soprattutto i vaccini. Chi non l'ha fatto lo deve fare, o i richiami, oppure iniziare il ciclo prima che con il prossimo autunno si corre il rischio di tornare in una quarta, quinta ondata, a seconda di come le vogliamo conteggiare fondamentalmente, ma il rischio rimane molto alto e in queste persone è ancora più elevato rispetto alla popolazione, per così dire, sana, che quindi ha comunque un rischio ma più basso in generale di questa. Certo, sicuramente l'importanza della vaccinazione anti-Covid-19, che insomma è il tema di questo ultimo anno, però nell'ambito delle patologie respiratorie, anche in questo caso ci sono dei vaccini, quali sono i più consigliabili e i più efficaci, dottore?
I vaccini ci sono tanti, si è parlato sempre, purtroppo negli ultimi 2 anni, quasi sempre solo di vaccinazione per il Covid, che ricordo comunque essere una vaccinazione efficace e sicura, senza dubbio. Gli altri vaccini che andrebbero effettuati nelle persone che soffrono di malattie respiratorie croniche sono importanti soprattutto per le persone più avanti con l'età, per così dire. Negli ultra 65 anni la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda e suggerisce in modo molto forte, quindi una raccomandazione molto forte, la vaccinazione per lo pneumococco, che è un germe, un batterio che spesso dà polmoniti, meningiti, bronchiti e così via, ed è il primo responsabile di infezioni respiratorie. Esistono 2 vaccini estremamente efficaci e sicuri, gratuiti, per le persone che hanno l'indicazione. Altri tipi di vaccini che devono essere fatti nelle persone a rischio sono quello antinfluenzale stagionale e un altro tipo di vaccino di cui si parla poco, ma di più negli ultimi 2-3 anni, anche questo raccomandato dalle linee guida delle società pneumologiche, ma anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è quello per la Bordetella pertussis, la cosiddetta pertosse fondamentalmente. Anche se è un vaccino efficace, che tutti noi abbiamo fatto almeno una volta nella vita perché spesso si associa al trivalente per difterite e tetano, il cosiddetto DTP, difterite e tetano per tosse, che ha un richiamo decennale, quindi chi non ha fatto il richiamo lo dovrebbe fare perché la pertosse può associarsi a riacutizzazioni di bronchiti croniche ostruttive, polmoniti interstiziali in chi ne soffre, quindi possono aggravarsi, polmoniti batteriche, perché no, anche queste, o infezioni anche del sangue, quindi sono tutti vaccini che nelle persone a rischio dovrebbero essere fatti, o anche non troppo anziani, ma che comunque hanno problematiche importanti, penso a persone con malattie ematologiche, chemioterapie o fragili comunque in generale, dovrebbero pensare, se non l'hanno fatto, di vaccinarsi per queste condizioni. Un ultimo vaccino che non è proprio respiratorio ma che purtroppo viene fatto poco è quello per l'herpes zoster, anche questo indicato negli over 65, che andrebbe fatto associato a quelli che citavo prima. Questi vaccini sono uno scudo fondamentalmente che abbiamo a disposizione, che andrebbe fatto in tutti quelli che ne hanno la possibilità, certo, e sono la stragrande maggioranza. E grazie insomma per aver ricordato anche l'importanza di prenderci cura della nostra salute ed essere molto attenti alla prevenzione. Grazie a dottor Francesco Menzella, direttore dell'unità operativa complessa di pneumologia all'ospedale San Valentino di Montebelluna e all'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto. Grazie a lei e grazie anche a tutti voi di averci seguito da casa. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.